studio a fornirci anzi di statistiche, curiosità e commenti tecnici abbiamo Claudio Pani. Buonasera Claudio. Buonasera Andrea e buonasera a tutti. E in collegamento telefonico pronto a farci immergerci nell'azione della partita, come sempre, la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buonasera a tutti, bentrovati amici sportivi per questa partita. Io mi auguro che abbiate tutti l'autorizzazione di Gianni per poter guardare questa gara, perché noi dobbiamo guardarla con occhi particolari. Questa è la battuta del giorno. Okay. Posso ridere? Ci sono risate in studio. Perché ci sono delle cose che non è che si possiamo fare tutto quello che vogliamo, dobbiamo stare attenti perché abbiamo bisogno di autorizzazione. Dicendo questo, Cagliari che affronta l'Ascoli in una partita che chiaramente è delicatissima per la squadra rossoblu che vengono da 4 pareggi consecutivi e per oggi hanno una formazione votata all'attacco, perché a questo punto meglio di così non si potrebbe stare visti i giocatori schierati in campo. Radunovic tra i pali, Zappa, Dossena, Goldaniga e Barreca, Luvumbo, Nandes, Macumbu e Millico, Mancoso e la Padula. Quindi Luvumbo a destra, Millico a sinistra in quella che potrebbe essere un 4-4-2, ma attenzione, ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa della possibilità che il Cagliari giocasse con un 4-2-3-1 e secondo me questo somiglia molto di più a un 4-2-3-1 con Luvumbo a destra, Millico a sinistra e Mancoso dietro la Padula, proprio per tentare di fare un po' il raccordo con la Padula, stargli vicino e cercare di evitare che l'attacco sia solamente nelle mani del bomber cagliaritano. Per quanto riguarda invece l'Ascoli, il portiere Leali, la difesa con Donati, Botteghini, Simic e Giovane, Colo, Buchel e Caligara sono invece i 3 centrocampisti. Falzerano agisce da falso 9 con Forte e Gondò che sono i 2 attaccanti, quindi una squadra molto molto tecnica. Attenzione a quest'Ascoli che gioca veramente bene, è una squadra che rimane un po' al centro della classifica, 3 punti meno del Cagliari, ma è lì a tentare di approfittare magari dalle crisi delle grandi che sono, per quanto riguarda il Cagliari, in parte anche giustificate, le tante assenze, c'è chi esce e c'è chi torna, ma non si riesce mai a avere tutti i giocatori a disposizione. Dovendo guardare il bicchiere mezzo pieno, questo serve però anche a trovare nuove soluzioni. Ad esempio oggi l'utilizzo fin dall'inizio di Millico, che incuriosisce molto, Millico utilizzato spesso in corso di gara e che ha fatto vedere di poter essere nuovamente un giocatore importante dopo anche lui anni fa in cui aveva mostrato ed era esploso nell'ambito della primavera. Ma come dice il buon Claudio Pani, quando si arriva in prima squadra guai pensare di essere arrivati, perché non finisce lì ma inizia proprio in quel momento la tua carriera da calciatore, e molti che arrivano dalla primavera e esordiscono nella prima squadra questa cosa non la capiscono immediatamente. Confermi Claudio o come reagisci a queste affermazioni da parte di Confermo. Perfetto. Sicuramente il Cagliari dovrà far tesoro degli errori passati, quello che sta cercando di fare sotto la guida di Ranieri. Dobbiamo dire una squadra migliorata soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento che effettivamente poi è quello che è mancato all'andata contro l'Ascoli, ed è stato proprio la mancanza di attenzione, la mancanza di voglia, la mancanza di perseguire l'obiettivo fino alla fine che poi ha portato alla sconfitta esterna all'andata. Claudio, oggi serve la mentalità di Ranieri per vincere, perché effettivamente dal punto di vista tecnico abbiamo già visto che l'Ascoli è una squadra che possiamo affrontare. Assolutamente sì, l'Ascoli è una di quelle squadre da Serie B, ok, molto compatta, fa anche del contropiede, una delle sue armi migliori, e gioca sugli errori dell'avversario. Il Cagliari deve a tutti i costi migliorare la fase offensiva, perché ha migliorato tantissimo da quando è arrivato Ranieri la fase difensiva, ma a partire dagli attaccanti, quindi la zona di pressing, il modo e i tempi giusti per andare a prendere gli avversari, ma dobbiamo per forza di cose migliorare in fase offensiva. Vito, come hai detto tu, una formazione votata all'attacco, finalmente si cerca di, soprattutto nel caso di 4-2-3-1, si cerca di sfruttare i giocatori nel loro ruolo naturale, perché poi effettivamente vediamo che tutti sono stati collocati nella esatta posizione. Sì, devo dire che questa cosa che la Ranieri sta facendo quasi costantemente, a differenza di quello che succedeva con Liverani, dove per risolvere il problema spostava i giocatori e non cambiava i giocatori o cambiava il dispositivo tattico. Da questo punto di vista la flessibilità di Ranieri è nettamente superiore, e se dobbiamo pensare anche a un progetto di ricostruzione, le case non si fanno partendo dal fumaiolo, si fanno partendo dalla base, quindi dalla parte più bassa, dalla difesa, dalla sostanza, da quella che ti garantisce la stabilità. Ecco, Ranieri ha lavorato molto per
questa stabilità. È vero che abbiamo preso un gol ingenuo anche nella partita contro il Brescia, però è altrettanto vero che subiamo nettamente meno, che evitiamo di essere schiacciati, che facciamo meno cappellate. Speriamo che questo dato venga confermato, e nel frattempo abbiamo però costruito anche i muri portanti, qualcosa del tetto, però ci manca la punta proprio di tutto questo discorso, e cioè quella capacità di riuscire a non farci piovere addosso gli episodi della partita, ma essere capaci anche di gestire quelli per poi vincere e mantenere la posizione che abbiamo, se non addirittura migliorarla. La spinta offensiva sarà sicuramente la cosa che vorremmo vedere maggiormente in questa partita dei rossoblù, ma dobbiamo dire una difesa che cambia ancora, Claudio. Ranieri trova sicurezze in Goldaniga, che ultimamente abbiamo commentato in modo non troppo positivo per alcune delle sue uscite. Cosa ti aspetti dalla sua partita con praticamente una fascia a destra, se così vogliamo dire, centrale e difensore, che sono collaudati, ovvero sono Dossena e Zappa, mentre una fascia a sinistra con Barreca, che sta trovando la sua continuità, e un giocatore esperto come Goldaniga? Ma una linea difensiva molto interessante dal punto di vista anche della, come ti posso dire, del posizionamento tattico, perché Zappa ultimamente sta facendo bene anche la fase offensiva, Barreca sta prendendo un po' le misure su quella che è la sua posizione, Dossena è quasi una conferma, mentre invece Goldaniga mi aspetterei quella personalità, quella leadership che gli si chiede, che ha fatto vedere, quella che gli sta un pochino mancando e che sta prendendo Dossena. Effettivamente poi mi ricordo nella partita di andata, Vito, avevamo rimproverato parecchio la mancanza di voglia di andare a cercare anche la conclusione da fuori. Oggi quella soluzione sembra più che plausibile, visto che se andremo a schierare effettivamente tre trequartisti, sono tre trequartisti con il piede invertito, che possono accentrarsi e tirare e rendersi pericolosi anche nelle azioni che non parrebbero così tanto. Ma io dico, nelle novità abbiamo certamente Luvumbo, scusate, Millico, che è un giocatore che ogni tanto predilige il tiro da fuori. Con lui c'è anche Mancosu, a cui bisogna dare maggiore fiducia e soprattutto cercare di avvicinarlo alla Padula, non allontanarlo per tentare di fare spazio agli altri, perché l'esigenza della Padula è proprio di avere un giocatore vicino centrale, non di avere qualcuno che gli crea lo spazio all'esterno, perché è quando arrivano i palloni dentro l'area che c'è bisogno che la Padula non sia solo, e che la Padula possa contare su qualcuno che distragga la difesa. È quasi sempre capitato che i gol di la Padula siano arrivati non quando la Padula era dentro da solo nell'area, come capita il 90% del tempo, ma quando dentro l'area c'erano con lui altri calciatori. Io ricordo ad esempio il gol con Pavoletti, che era appena entrato, e lui che anticipò Pavoletti, sul quale si distrassero i difensori. Quindi questo tentativo di creare una maggiore densità dentro l'area di rigore credo che sia evidente. Non solamente quindi Luvumbo e Millico che partono da lontano, con Millico che ha anche l'opzione del tiro, ma anche la vicinanza di Mancosu alla Padula, che può essere fondamentale. Assolutamente sì, sono tante le occasioni che speriamo, anzi siano tante le occasioni che il Cagliari potrà sfruttare in questo match. Claudio, invece ti chiedo riguardo al ruolo di Nandez, che oggi forse è quello a cui è richiesto un ruolo più difensivista, visto che nel caso in cui ci fosse un 4-2-3-1 dovrebbe mantenere più che altro compiti di copertura. Quanto può essere importante invece la sua spinta, magari anche con un cambio tra interpreti anche più offensivi nell'avanzata del Cagliari, per avere quel giocatore diverso, quel giocatore che può andare al cross e crearti l'occasione importante anche con un mischione in area? È molto importante, perché vai a ricercare quella imprevedibilità che a volte noi non troviamo, ma è molto importante metterlo anche al fianco di Makumbu, perché tutti e due hanno la possibilità sia di fare bene la fase difensiva, ma che soprattutto la fase offensiva, quindi come va avanti uno l'altro copre e viceversa. Makumbu, che anche settimana scorsa, cioè il rigore, è arrivato comunque da una sua incursione e un suo passaggio filtrante, quindi non hai tanto magari bisogno di ricercare per forza di cose il trequartista. C'è anche la libertà di uno di questi due giocatori, Nandez e Makumbu, che possono prendersi la responsabilità di spingersi in avanti. Le soluzioni sono veramente parecchie per l'offensiva del Cagliari di Ranieri, e siamo più che speranzosi di poterne commentare in quantità in questo match che è chiave per il Cagliari, perché 4 pareggi, Vito, tu mi fai scuola, sono determinanti poi per il morale di una squadra che non riesce più
effettivamente a sentirsi efficace nel confronto dei 90 minuti, ma che si sente quasi sempre in difetto di dover difendere un equilibrio che poi effettivamente non porta a niente. Sì, poi c'è l'aspetto psicologico legato ai 4 pareggi, che è un aspetto che va in contrasto con gli aspetti concreti. Cioè noi in 4 partite probabilmente con 2 sconfitte siamo stati molto più critici di quanto lo siamo con 4 pareggi. Cioè con 2 sconfitte e 2 vittorie avremmo parlato di singhiozzo e via dicendo. Poi vai a fare i calcoli e 2 vittorie e 2 sconfitte sarebbero valsi 2 punti in più, non poco. E quindi molte volte c'è anche il nostro atteggiamento, che è soprattutto quello degli anziani che hanno conosciuto il calcio con la famosa media inglese, che ancora sono legati al principio che il pareggio sia comunque un andare al passo giusto per riuscire, soprattutto quando si tratta di un pareggio in trasferta, per riuscire a citare un risultato. E invece con la logica dei 3 punti il pareggio rappresenta, e lo dice proprio la differenza tra la vittoria, la sconfitta e il pareggio, appunto una mezza sconfitta, perché 1,5 punti sarebbe il punto di equilibrio tra la vicinanza alla vittoria e la vicinanza alla sconfitta. Essendo più vicino alla sconfitta è più vicino alla sconfitta rispetto a quanto è vicino alla vittoria. Assolutamente sì, infatti vedremo come affronteranno poi il match i giocatori rossoblu. Ci auguriamo che il loro spirito sia quello di chi vuole cambiare le cose nel modo in cui sono, perché effettivamente al Cagliari serve una scossa, al Cagliari serve una spinta e, come diciamo da parecchio tempo, serve quella continuità di risultati oltre che di prestazioni che può portare davvero a una cavalcata finale importante. Noi ci fermiamo per un attimo, torniamo insieme per preparare, per commentare questo Cagliari Ascoli che si appresta ad iniziare. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio, in diretta dalla Corte del Sole, Radio Super Sound. Questo è A Suon di Gol, il programma che segue le vicissitudini del Cagliari, vi fa immergere nella partita con i suoi 3 minuti di cronaca ogni 15 offerti dalla voce del Cagliari, Vittorio Ossanna. Vitto, continuiamo a preparare, a vedere un po' anche quali saranno gli avversari dei rossoblu oggi. Tanti nomi che hanno già calcato soprattutto i campi di Serie A. Chi è quello che temi in maniera maggiore? Ma c'è l'11 che è forte in tutti i sensi, è forte di 9 ed è forte di 4. E poi c'è Gondo, anche Gondo non è male, è un giocatore che fa parte peraltro anche del giro della nazionale, pur essendo in Serie B, e questo la dice lunga, anche segnato con Mancini, quindi giocatore di assoluto livello. È tanto valorizzato Caligara, che ha il dente avvelenato, dice, con Cagliari, deve ringraziare il Cagliari perché a Cagliari ha avuto più spazio di qualsiasi altro giovane che rendeva anche meglio di lui, e quindi a Cagliari ha avuto la possibilità, perché è pagato tanto, di giocare numerose partite, ha avuto la possibilità di andare in prestito con la tutela del marchio Juve, e sappiamo benissimo che cosa è legato al marchio Juve, al prezzo che lo paghi, al prezzo che viene valorizzato, perché quando come capita nei supermercati, come capita dall'altra parte, molte volte ti sembra che l'arancia che costa di più è quella più buona, poi magari a fianco ci sono le stesse arance che costano meno e non le compri. Ecco,
Ecco, anche nel calcio esistono queste situazioni in cui i calciatori che paghi di più sei convinto che sono più forti, invece magari quelli che non paghi per niente perché vengono dalla produzione di casa tua, il sugorrazzo di casa tua, non li utilizzi perché ritieni che non valgano altrettanto. È assolutamente un discorso che si può fare anche per Gondo, effettivamente, perché chi alla mia età lo conosce dal programma che faceva su MTV, Vito, non so se lo sapevi. Gondo faceva un reality. Me ne ha parlato un ragazzino come te, Claudio, mentre stavamo rientrando da Calagiano. Claudio è un pischello, tutto. È un pischello come me. Fiorentina, giovani di promessa era il programma, e Cedric Gondo faceva parte di quella squadra primavera che era stata protagonista, anzi tra i giocatori protagonisti di quel reality, così come Lezzerini, che è un portiere che comunque continua a girare tra i campi di Serie A. Quanto può essere importante anche questa esposizione mediatica a fare un giocatore? Gondo è vero che è il giocatore migliore dell'Ascoli in questo campionato a livello realizzativo, ma effettivamente poi vale i soldi che viene valutato, e soprattutto tutti questi passaggi in grande squadra, Claudio? Ma l'esperienza mediatica che hanno passato questi ragazzi sicuramente è importante, magari in quel momento, perché gli dà grossa visibilità, ma gli mette anche certi tipi di pressioni, anche pressioni che si mettono loro stessi. Magari ti senti magari anche già protagonista di un qualcosa che poi alla fine non è, quindi poteva essere un'arma a doppio taglio quell'esperienza per alcuni ragazzi. Sicuramente vedremo un po' come si comporterà Cedric Gondo nel corso della partita. Invece un punto fermo fino a questo momento della difesa cagliaritana è stato Dossena. Vito, quanto è importante ricostruire poi il futuro del Cagliari da questo giovane? Ma infatti quando dico del fatto che il Cagliari sta facendo di necessità virtù, parlo proprio di questo, che mentre l'anno scorso appesi alla speranza salvezza non vedevamo la prospettiva di una squadra in costruzione, quest'anno comunque sia appesi al playoff vediamo anche che stanno crescendo dei giocatori. Dossena è certamente uno di quelli che ti può dare una mano notevole, ma anche l'esperienza che sta facendo Zappa, l'esperienza che sta facendo Colfalidis soggiacente, lo stesso Macumbu che stiamo parlando di un ragazzo giovane, l'eventuale recupero di Millico. Insomma, a differenza del passato, il fatto che tu stia facendo giocare anche dei giovani sta permettendo di vedere crescere il valore della squadra, oltre che il valore, l'affidabilità di giocatori che hanno la prospettiva di poter avere un futuro in rossoblù e non destinati, come buona parte di quelli che lottavano l'anno scorso per la salvezza, quasi tutti a partire o con l'idea già che sarebbero partiti al primo soffio di tromba. Sì, è un po' un cimitero degli elefanti, come si dice in gergo, quello dell'anno scorso, tra l'altro costellato di giocatori dai lauti stipendi, ma poi dal rendimento effettivamente non all'altezza della somma monetaria spesa. Intanto ci scrivono la linfa, coloro che effettivamente rendono il Cagliari quello che è, ovvero i nostri tifosi. Ci scrive Manuel da Cagliari, forza Cagliari, ciao Manuel come sempre. Ci scrive anche Alessio, il suo forza Casteddu immancabile per iniziare il nostro a suon di gol. Vitto, stiamo per partire, circa 3 minutini, qualcosa di più prima di iniziare a davvero entrare dentro la partita. Come ti aspetti che inizi questo Cagliari il match a livello anche di spinta offensiva, soprattutto visto che abbiamo visto in più di un'occasione un Cagliari un po' frenato? Io credo molto intraprendente, perché poi tra le diverse soluzioni abbiamo parlato della possibilità del 4-2-3-1, del 4-4-2, ma ce n'è ancora un'altra di possibilità, che è il 4-1-4-1, che prevederebbe in questo caso il solo Macumbu tra le linee, con Luvumbo, Nandez, Mancuso e Millico a fare i 4 davanti a Macumbu, in questo caso garantendo un pressing molto alto e stando tutti vicini alla Padula. Io credo che l'obiettivo di oggi di Claudio Ranieri sia quello di non fare allontanare la Padula dal resto della squadra, perché è stato il difetto delle ultime partite. La Padula, se è molto lontana dalla squadra, difficilmente può diventare un terminale offensivo pericoloso. Se invece intorno a sé ha tutti gli altri giocatori, e lo abbiamo visto quando abbiamo conquistato il calcio di rigore, a mio giudizio c'è la possibilità di poter centrare l'obiettivo, e cioè di creare pericoli e trovare il gol più frequentemente. Eravamo 4 amici per la Padula praticamente, Vitto. Sì, 4 amici per la Padula, anche se la Padula praticamente vive da solo, ha vissuto da solo la sua carriera,
e magari in questo caso gli stiamo dando la possibilità di essere adottato da una squadra. Sì, vedremo un po' se diventerà figlior prodigo o concluderà in modo diverso la sua esperienza in Sardegna. Gianluca Lapadula, uno dei tanti assenti, sempre parlando di attaccanti, è Pavoletti, così come due centrocampisti come Viola e Rog, oltre a Kurfalidis appena citato. Quanto possono pesare? Io Pavoletti quest'anno, Claudio, davvero ci sta mancando come l'aria. Ci sta mancando soprattutto perché aveva ritrovato quella continuità anche nelle realizzazioni, oltre ad aiutare la squadra, oltre a farti salire e a giocare per la squadra, aveva trovato anche la via del gol più volte e sta mancando tanto, perché Vittorio rimarca sempre il fatto di Lapadula come unica punta che si prende la responsabilità di tutto il fronte d'attacco, ma una responsabilità che sta prendendo da solo senza avere il supporto degli altri giocatori, ma pare, almeno dall'atteggiamento, che non lo voglia, perché va ad occupare spazi che potrebbero occupare altri compagni, ed è quello che sta mancando. Quindi Pavoletti l'ennesima grande assenza quest'oggi. Speriamo davvero che si possa compensare con la presenza di tanti uomini a supportare la manovra offensiva del Cagliari. Noi, Vito, tra pochissimo direi che stiamo in procinto di salutarci. Vedremo l'ultimo commento, se no ci salutiamo e ci sentiamo direttamente col vivo del match. Ti faccio un commento legato alla scaramanzia. Se ci fosse stato Cellino, la foto che ho visto fare al Cagliari in questo momento non si sarebbe mai fatta, perché una delle direttive è mai fare foto prima della partita. Erano direttive personali e importanti. Vito, ci sentiamo tra pochissimo per immergerci col match. A dopo. Noi invece lasciamo spazio come sempre a ciò che ciò che è prima di ogni nostra partita, di ogni partita del Cagliari, ovvero il nostro inno. Salza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari, E quindi il nostro inno ci anticipa l'inizio del match che sta per volgere all'inizio. C'è stato un minuto di raccoglimento prima dell'inizio del match. Claudio, poi perché? Per Diego, tifoso morto nel sonno a soli 22 anni. È davvero una notizia terribile. Il Cagliari si è stretto intorno al lutto di questo suo tifoso che è venuto purtroppo a mancare in giovane età, e non possiamo che fare altrimenti. Si sta cominciando questa gara. Intanto noi andiamo a ricapitolare velocemente la classifica di Serie B. Frosinone 61 punti, Genoa 50, Bari 49, sul Tirol 42, 47, Pisa Regina 42. Il Cagliari è ottavo a 39 dietro il Parma, settimo a 40. Dopo ci sono Palermo a 38, Ascoli 36 insieme alla Ternana, 35 punti per il Modena e il Como, e poi via di lì Cittadella 34, Perugia 30 e poi tutta la zona retrocessione. Saranno più di una le partite che seguiremo durante questa diretta, in cui la partita naturalmente principale sarà Cagliari-Ascoli, ma vi daremo i risultati anche di Eagles-Warwick per quanto riguarda l'Eredivisie, di Colonia-Bochum che è già iniziato in Germania la sfida di Bundesliga. Per quanto riguarda invece il campionato italiano di Serie A, si affronteranno Spezia e Inter per cominciare questa nuova giornata del primo campionato italiano. Invece in Spagna e in Francia giocheranno rispettivamente Cadice e Getafe alle 21 e sempre alle 21 Lille-Lione, partita di alta classifica per quanto riguarda il campionato francese, due squadre storiche per quanto riguarda quella competizione.
competizione. Claudio, si è iniziato subito, un Cagliari che vuole pressare gli avversari, vuole cercare di non farli ragionare. Sì, assolutamente. Vittorio infatti ci aveva visto bene, perché il Cagliari è partito con un 4-2-3-1 con Luvumbo a destra, Mancosu trequartista e Millico a sinistra. Stiamo pressando molto alti, quindi siamo partiti molto forte. Si parte con l'acceleratore schiacciato, mettiamola così. Intanto chi ha schiacciato il bottone per inviarci un messaggio al 340-5186-036 è Luigi, che ci saluta e ci dice alle Cagliari sempre, speriamo davvero di poter portare a casa un risultato positivo nella partita di oggi contro la squadra marchigiani che hanno affrontato il Cagliari 34 volte nella storia di appunto queste due squadre, 13 vittorie rossoblu, 12 pareggi e 9 le sconfitte per i sardi. In casa i rossoblu hanno disputato 16 incontri con 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'Ascoli è allenato da appunto Breda, che è alla guida della squadra marchigiana dall'11 febbraio, e però ha raccolto 3 vittorie, ben 3 vittorie in 5 partite, con un pareggio e una sconfitta soltanto all'attivo. Tra l'altro la sconfitta è arrivata nell'ultimo turno contro il Bari, una parità tutt'altro che semplice, l'abbiamo scoperto sulla nostra pelle, Claudio. Sì, ma contro il Bari non meritava la sconfitta l'Ascoli che tutto il primo tempo ha dominato la partita anche dal punto di vista delle conclusioni a rete, e poi è rimasto in 10, ha subito il rigore che ha trasformato poi Khedira, e la partita l'ha vinta il Bari. Sì, speriamo invece che oggi i nostri giocatori riescano ad arginare le offensive dei marchigiani. Andiamo a farcelo raccontare subito dalla voce di Vittorio Sanna. C'è Luvumbo che appoggia lateralmente per l'avanzare di Zappa, che finge il cross, lo effettua all'interno dell'area. Poco fa un'azione invece dell'Ascoli pericolosa, Ascoli che ora disimpegna col cross all'interno dell'area. Gondo che è arrivato ma ha toccato debolmente, e il nostro Radunovic è riuscito a intervenire. Palla ora spedita in fallo laterale dall'Ascoli, la rimessa con le mani per il Cagliari all'altezza del centrocampo, qualche metro avanti rispetto alla linea mediana. Se ne occupa Gabriele Zappa, che aspetta che i suoi si muovono. Cenno d'intesa con il direttore di gara, che verificava probabilmente qualcosa di successo all'interno dell'area. Macumbuco e stoppa, tiene il possesso di palla, scodella avanti per lo scatto tentato da Mancosu, pallone ribattuto, come fa una bella sventagliata di Mancosu per mettere in movimento Luvumbo. Ancora Macumbu, il pallone è del Cagliari, il fallo non c'è stavolta. Macumbu che con i suoi interventi, con la palla vagante, ha provocato, lo ricordo, 2 calci di rigore contro nel finale delle partite e nel corso della partita con il Modena. Stavolta ha ragione lui, lancio avanti di Lapadula, il pallone toccato all'indietro, va ad attaccare Mancosu, allontanata la palla dalla retroguardia dell'Ascoli col pallone direttamente in fallo laterale. Mancosu vicinissimo alla Padula anche in questa circostanza. Abbiamo detto che probabilmente questo sarebbe stato il tema della partita, l'obiettivo di Claudio Ranieri. C'era la posizione irregolare di Mancosu sul tocco in avanti, pallone quindi da mettere giù per il calcio di punizione dell'Ascoli. Simic che accenna la battuta, poi la effettua andando a spostare il gioco sulla destra dove c'è Botteghin che cerca il pallone avanti, il colpo di testa a spingerlo è di Caligara, il recupero è di Zappa per Luvumbo, Caligara al duello con Luvumbo, il tocco è per Nandez, subito attaccato, Nandez ritorna indietro cercando Dossena che allarga immediatamente a sinistra nella zona di Barreca sul lungolinea, sventagliata di Millico centralmente, il colpo di testa in anticipo sulla Padula, ancora un pallone avanti, ancora sventagliato, il colpo di testa all'indietro col pallone che finisce tra le mani del portiere Leali. Abbiamo già visto da queste battute il solito gioco, la confusione stavolta. La Padula cerca di farla non come ultimo uomo ma stando un po' più arretrato, e questo permette a Mancosu di andare a cercare i palloni vaganti alle sue spalle. Ancora Luvumbo tenta di partire, è chiuso dal raddoppio di Gondo e ancora va a lottare e porta via il pallone, viene messo giù per l'arbitro, tutto regolare. Il recupero da parte dell'Ascoli che tenta ancora di impostare, passaggio centrale, poi quello all'indietro in direzione ancora di Botteghin alza la testa, raso terra verticale, poi il tocco largo di Bucher a vantaggio del 18 dell'Ascoli, sta di Colo-Colo, ancora palla in verticale, ancora ribasata da Dossena, pallone poi giocato da Botteghin all'indietro, Leali che esce, alza Campanile, la Padula alla caccia del pallone, alzata ancora Campanile, il parroco gioisce, il pallone ancora catturato per un attimo da Nandez, colpito di testa dopo un ulteriore rimbalzo, ancora palla avanti, ancora un colpo di testa. Suonano anche le campane in questo gioco non gioco al calcio, perché il pallone vola
per l'area, come diceva nel vecchio film, non ci resta che piangere, il pallone è lanciato una volta, 2 volte nell'area, anche stavolta nell'area è finito, ma poi è finito anche fuori, sull'ennesimo tocco tutt'altro che lesto e preciso da parte dei calciatori. 6 minuti e 20 nel primo tempo, 0-0, sperando che la partita decolli e non solo il pallone. Speriamo davvero che sia così, anche per raggiungere un po' più di quel vigore che ci manca nelle ultime partite. Questi pareggi consecutivi hanno un po' abbattuto anche il nostro entusiasmo, ma siamo qua, siamo pronti a riacquistarlo subito. Non fatecelo scappare, ci serve, no? Guarda, a differenza però delle altre partite, si è visto una cosa di diverso finalmente, su una bellissima azione del Cagliari costruita dal basso, iniziata a sinistra, finita a destra con un cross, all'interno dell'area avversaria c'erano 3 giocatori del Cagliari, quindi è una cosa sicuramente provata in settimana, con palla a Millico sulla sinistra che la gira immediatamente alla punta centrale, e si sviluppa poi nell'altra fascia. Siamo bravi comunque a mantenere il possesso. Ora, a parte quel minuto dove la palla è rimasta in aria per 5-6 volte, comunque sembra che stiamo facendo le cose con maggiore concentrazione proprio dal punto di vista della fase offensiva. Come diceva Vittorio, stava gioendo il parroco, perché si chiama la palla viva il parroco. Assolutamente. Il fatto che dovete entrare nella mentalità delle battute di Vito, perché è solo una volta che riuscite a andarci del tutto riuscite a capirlo. Al primo ascolto in Germania, intanto, se non sbaglio, ci dovrebbe essere un rigore per il Bochum in casa del Colonia. Attendiamo nuovi sviluppi e nuovi aggiornamenti. Un Cagliari che ci sta provando, cercando di far compagnia al suo bomber, cercando di affiancarli dei giocatori capaci di servirgli palloni veramente interessanti. Speriamo davvero che possano trovare la soluzione vincente contro questo ostico Ascoli. Intanto noi ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo aver dato spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il Cagliari ci sta provando in questo avvio nel match casalingo che lo vede contrapposto all'Ascoli in questo anticipo del venerdì notte alle 20:30. Prima una bella avanzata proprio mentre stavamo andando in pubblicità sulla sinistra e si è vista la differenza che può fare Millico, perché dà l'opzione in più anche del giocatore che si accentra per tirare e quindi di conseguenza anche i compagni sono molto più liberi. È stato così nel caso specifico di quell'azione dove si è liberato Barreca
Barreca, palla al centro e i giocatori di FIFA lo chiamerebbero pseudo sweetie goal, ovvero il gol del passaggio al centro e il tocco facile facile. Non è stato così semplice invece per Zito Lovumbo, che si è visto respingere la sua conclusione dalla difesa avversaria, Claudio. Sì, poi successivamente un bellissimo tiro da parte di Mancosu, che l'ha provato a piazzarla sul secondo palo, è uscita di poco. C'è proprio la differenza rispetto alle altre partite sul riempimento dell'area avversaria. Siamo tanti nella loro area e stiamo creando molti pericoli alla retroguardia ascolana. E soprattutto abbiamo molte soluzioni per attaccare, perché se ci pensiamo, un giocatore come Mancosu può dar manforte sia da una parte a Millico per accentrarsi e poi andare al concludere, che dall'altra a Luvumbo, offrendo effettivamente un giocatore che può crossare con il suo piede naturale. Dobbiamo dire che questa soluzione adottata da Ranieri sta dando dei segnali molto positivi. In questo avvio, pochi giri di lancetta Orsono, ci ha provato Barreca, finito colpevolmente in posizione irregolare per un ritardo proprio di Millico. Il cross era bello tagliato, ci è arrivato Mancosu, colpo di testa parato molto bene dalle ali, dobbiamo dire, Claudio. Sì, anche qua è stata una bellissima azione, quasi la fotocopia di prima, con un colpo di tacco prima di Mancosu che ha manato Barreca, ora di Millico che ha rimanato Barreca, che sta scendendo molto bene sulla fascia sinistra e sta mettendo palloni importanti nel mezzo. E abbiamo tanti giocatori. Questo crea molti pericoli nella difesa avversaria ed è proprio un cambio di rotta da parte del Cagliari. Si vede proprio che questa settimana c'è stata proprio la ricerca di queste trame di gioco, di queste azioni, anche di questa mentalità. C'era bisogno di programmazione, c'era bisogno di trovare nuove soluzioni alle già scontate e inibite nelle scorse settimane. Un Cagliari che ci sta provando con questo assetto parecchio offensivista, ma che davvero offre tanta qualità quando poi si arriva negli 11 metri avversari e poi ci si affida a una difesa che per tre quarti è collaudata poi effettivamente, perché l'unico che davvero dal ruolo di difensore sinistro puro non è stato abituato in questa stagione è Barreca. Gli altri sono comunque nel loro ruolo e sono giocatori che stanno avendo una continuità di prestazioni importante. Sì, però potrebbe essere un buon punto d'avvio, una buona partenza per lui, perché per i primi 13 minuti abbiamo spinto molto sulla fascia sinistra, cioè la fascia composta da Barreca e Millico. Anche Millico si sta comportando molto bene, sta facendo delle giocate importanti, sta spingendo, sta giocando di prima, sta puntando all'uomo, quindi il Cagliari che ha iniziato benissimo. E tra l'altro poi hai due giocatori come Macumbu e Nandez che ti stanno proteggendo la difesa, quindi è vero, siamo molto offensivi, ma abbiamo anche le giuste coperture dietro. Assolutamente, due giocatori tra l'altro con dei polmoni davvero importanti, l'uruguaiano e l'ex Maribor, che quindi speriamo in questa partita possano svolgere al meglio i loro ruoli. Intanto la teoria di Vittorio continua sempre a essere più comprovata, perché il Cagliari oggi porta più uomini al centro dell'area e i cross non sembrano così inibiti. Incredibilmente stiamo riuscendo a saltare di testa. Non l'abbiamo ancora messa dentro, ma almeno riusciamo ad arrivare alla conclusione. Abbiamo fatto più tiri in porta in 14 minuti oggi che tutta la partita scorsa. Sì. Perché è veramente, per chi non sta guardando adesso la partita, è veramente allucinante questa storia e non stiamo rischiando niente. Dobbiamo continuare così nel resto del match. Intanto vediamo l'aggiornamento per quanto riguarda la Germania. C'avevo ragione, stava assegnato il rigore il Bochum, ma tu che non mi credevi, la pubblicità mi ha detto non è vero. No, non ti stavo ascoltando. Vergogna. Intanto il rigore è trasformato dal Bochum. Stoger per l'1. Stoger, a meno che non vuoi dire con la G debole italiana, però saresti un po' ignorante, dobbiamo dirlo. Intanto sta per iniziare la partita tra Spezia e Inter. Vi daremo il risultato soprattutto per quanto riguarda gli aspetti fantacalcistici. Voi sapete che sono abbastanza legato a questo mondo. Claudio non conosco. Non conosce, ma se mi chiede ogni settimana chi metto, chi non me, veramente una persona quest'anno non lo conosco. Quest'anno non è andato abbastanza bene per conoscerlo. Si fa vedere anche l'Ascoli nella metà campo del Cagliari. Ci voleva uno squillo per la squadra ospite, che era un po' intorpidita da questo avvio così arrembante dei rossoblù. Ci ha provato Gondo quasi da tre quarti con un
mancino a mezza altezza, abbastanza insidioso dobbiamo dire, ma Radunovic ha fatto buona guardia con una parata in due tempi. Un Ascoli che è una squadra che vede soprattutto in Gondo, abbiamo detto inizialmente, il suo giocatore migliore, 6 gol per quanto riguarda l'attaccante ex Fiorentina, però è diciamo un mezzo Balotelli, perché anche il giocatore con più espulsioni in squadra, ben 2 fino a questo momento. Sì, ha un carattere un po' sopra le righe, perché Balotelli forse è troppo. Forse è troppo, però un po' sopra le righe. C'è un altro giocatore che ha fatto molto bene ed è il loro interno di destro, Colo-Colo. Ha fatto 4 gol e un assist da interno, e sono numeri importanti. Bisogna stare attenti chiaramente alle sue incursioni e ai suoi inserimenti. Sì, uno dei giocatori più pericolosi dell'Ascoli per fortuna è squalificato, ed è Falasco, il terzino, che è probabilmente il giocatore che crea di più per quanto riguarda la squadra bianconera. Oggi ai box, fermato dal giudice sportivo. Dobbiamo approfittare anche di queste assenze nell'Ascoli, anche perché le nostre ormai ci andiamo a pranzo, a cena, e ogni settimana ne abbiamo più di qualcuna. Ormai siamo abituati a giocare in questa pseudo-emergenza, e da questa emergenza, come ha detto bene Vittorio, stiamo costruendo la squadra del futuro. Vi ricordo il nostro numero per interagire con noi e dirci anche la vostra per quanto riguarda la parità del Cagliari: 3405186 su WhatsApp. Leggeremo chi ci scriverà e chi appunto ci darà la sua opinione più sincera. Tranquilli, non ci scandalizziamo, magari non la leggiamo, la parafrasiamo, ma non ci scandalizziamo. È iniziata intanto anche Spezia Inter, ma noi non resistiamo. Clown, sai cosa ti dico? Che io non resisto. Io non ce la faccio a resistere a vedere questa partita senza sentirla effettivamente tramite le mie orecchie, perché è il modo in cui preferisco usufruirne, e lo facciamo subito andando da Vittorio Sanna. 18 minuti trascorsi con l'Ascoli che tenta di attaccare sempre con delle verticalizzazioni improvvise. Cagliari che recupera ancora con Nandez, dà all'indietro con Goldaniga che viene servito, Dostena poi prolunga e dà ancora Barreca che sbaglia, break da parte dell'Ascoli. Attenzione sull'errore di Barreca, c'è campo proprio per Colo-Colo, palla a destra, il cross basso e l'autogol. Mi è parso autogol oppure il gol di Forte. Sta di fatto che l'Ascoli ha segnato. L'Ascoli ha segnato, non ho capito se Forte è riuscito ad andare in anticipo sul nostro giocatore o addirittura sia stato autogol di Goldaniga. In tutti e due i casi si è fatto beffare il difensore del Cagliari, in tutti e due i casi, sia che si sia fatto anticipare da Forte, e sia se Forte non ha colpito il pallone, se è stato lui a depositare direttamente in gol, ma da come gioisce Forte il gol dovrebbe essere dell'attaccante. E effettivamente si è dimostrato, come avevo detto in anticipo, giocatore abile in zona d'attacco. Cross da destra sull'errore di Barreca, break con pallone portato avanti dal giocatore numero 20, non Colo-Colo ma Donati, poi cross di Colo-Colo e Dostena che dorme, il pallone gli passa davanti e alle sue spalle si infila Forte che fa gol. Difesa da presepio in questo caso per il Cagliari, perché i due difensori sono rimasti fermi sul traversone messo in mezzo all'area, l'uno aspettava l'altro e il pallone è finito tra i due giocatori ed è stato Forte, il più lesto di tutti, a mettere in rete per il vantaggio dell'Ascoli al minuto numero 20. C'è addirittura da inseguire dopo il buon avvio del Cagliari, e chiaramente discorso che si è complicato con questo gol di Forte e con questa difesa che abbiamo tanto lodato, e che in questo caso invece è apparsa nuovamente la difesa di un tempo, che si è lasciata beffare da questo pallone che è passato sotto il naso. Metto tra i complici anche il portiere Radunovic, che è rimasto sulla linea di porta su un pallone che è finito dentro l'area piccola, e in questo caso anche lui è rimasto ad aspettare l'intervento altrui, mentre l'arbitro non fischia neanche stavolta un fallo sullo Vumbo e parte Gondo che porta avanti il pallone, lo insegue Macumbu, ancora Gondo tiene il possesso di palla, raddoppio di Millico col pallone che ritorna all'indietro, e Donati lo sposta ancora nuovamente all'indietro per il tentativo da parte dell'Ascoli. Altro passaggio indietro, Cagliari è rimasto un po' scosso da questo gol che ha subito. Ancora Barreca che va in imbarazzo nel duello con Gondo, Barreca che ha iniziato in modo difficilissimo questa partita, anche nei precedenti passaggi era un po' in qualche modo in imbarazzo quando doveva prolungare il gioco, e lo si è visto stavolta facendo partire l'azione dell'Ascoli, che ha trovato la difesa scoperta, difesa che ha subito
il contrattacco di Donati e poi il passaggio verso destra del Colo-Colo che si è sovrapposto, e sul cross l'inserimento di Forte, che ha approfittato, ripeto, del fatto che tutti erano fermi all'interno dell'area piccola del Cagliari. Altro pallone ribattuto da Macumbu su tentativo di cross dell'Ascoli. Cagliari che ha subito il colpo, non riesce subito a rimettersi in carreggiata, sta cercando immediatamente di ricomporsi dopo il gol subito, che probabilmente non si aspettava, anche per quello che era maturato nel corso della prima parte del match, dove le occasioni le aveva avute la squadra cagliaritana. Angolo per l'Ascoli, attenzione a questa palla ferma dalla sinistra di Radunovic, è tutto pronto per il cross, parte il pallone, il colpo di testa, aiuto, al lato di pochissimo, rischiato il secondo gol al passivo, anche stavolta scavalcata l'intera difesa. Dall'altra parte si è inserito un giocatore alle spalle di Macumbu, ha colpito di testa con il pallone che è terminato fuori, anche in questo caso con Zappa che non aveva colpito e con Barreca che stava a guardare. Mamma mia, 1-0 per l'Ascoli e pericolo subito anche sul secondo tentativo dell'Ascoli. Bisogna darsi immediatamente una svegliata. Assolutamente sì, è un Cagliari che quindi parte malissimo in questo match casalingo. Abbiamo rivisto adesso proprio il tentativo di testa sul secondo palo, una difesa completamente immobile, scollegato. Si deve essere scollegata l'USB, non c'è più connessione, Claudio. Ma sì, siamo pariti benissimo, poi benissimo tutto, cioè fino al gol, perché poi c'è stato il gol dove loro sono stati bravi, perché Dossena è vero che si fa sfilare l'uomo davanti, però aveva anche l'altro uomo che ha tagliato sul primo palo, quindi ci siamo mossi male, non solo Dossena. Il Cagliari che dopo il gol è andato un pochino in bambola. La seconda occasione è arrivata perché Zappa ha lisciato la palla, voleva prenderla di testa ma gli è passata, non è riuscito a spizzare questa palla, quando invece si deve andare bello deciso, non pensare a poi dove andrà la palla, cioè quella palla la devi prendere tu, e abbiamo rischiato il gol proprio per questo motivo. Dispiace perché stavamo facendo molto bene, ora c'è da rimettersi bene in gara e riprogrammare il tutto senza demotivarsi, perché c'è tantissimo tempo. Bisogna Andrea riprendersi questa partita, perché è davvero necessario per il cammino del Cagliari, un Cagliari davvero sorpreso da quest'ultime iniziative dei marchigiani, che si stanno comportando bene, soprattutto sfruttando le poche imprecisioni della difesa rossoblù, che poi alla fine quel peccato di cinismo che in più di un'occasione abbiamo rimproverato ai nostri giocatori. Barreca ha avuto qualche problema, ma effettivamente tutta la difesa è un po' con i suoi tempi, con le sue difficoltà, perché abbiamo visto anche qualche minuto or sono un'altra iniziativa dell'Ascoli con Cedric Gondo che è andato al tiro, per fortuna al lato. Sì, gli abbiamo dato il coraggio che fino ad ora non avevano, perché non avevano quasi mai superato la metà campo, quindi hanno preso coraggio, si stanno portando in avanti bene. Il Cagliari che ha accusato tantissimo questo colpo, dato dal fatto che stiamo facendo molto bene. Bisogna davvero deve suonare Wake Up di Avril Lavigne nell'intervallo, così sì, si proprio svegliano. Così basta un semplice episodio che ti può cambiare comunque il resto della gara. Ma non ti parlo di gol, soltanto qualche giocata importante, qualche occasione da gol che ti dà quella sveglia, il wake up di cui parlavi. Sì, c'è tra l'altro Calligara che al dente non ha avvelenato, peggio, cioè sta giocando come se stesse giocando la finale di Champions League. Ci ha provato invece Luvumbo a scorrazzare sulla fascia destra, intervento ottimo di Donati in copertura e palla che è andata in calcio d'angolo, con il portiere Leali che non sta molto bene, ha ricevuto un colpo probabilmente dal suo stesso difensore. Abbiamo rivisto tra l'altro anche il gol. Sì, è davvero una svista difensiva, perché ha ragione anche Vito quando parla delle colpe di Radunovic, perché una palla nell'area piccola così un portiere non la può concedere. Sì, era quasi, perché Dossena ci stava arrivando, c'era forse un metro, una palla bassa
è 1 metro, il portiere forse poteva intuire che quella palla finiva là, tant'è che Dossena proprio come atteggiamento proprio non se lo aspettava, l'uomo gli è anche passato dietro, quindi anche magari un difetto di comunicazione degli altri compagni. Vero è che il gol te lo fa l'avversario, quindi anche lui deve essere più attento, però ne aveva 2 che stavano andando uno di fronte a lui che stava andando sul primo palo e l'altro che gli è passato dietro le spalle, quindi un difetto di comunicazione e il portiere là magari poteva fare qualcosina di più. Devo dire sfruttato anche molto bene dall'attacco avversario, perché bisogna fare i meriti anche i nostri avversari. Assolutamente. I movimenti dei 2 attaccanti qui sono bellissimi, stati assolutamente. E bisogna anche ricordare, stiamo vedendo che comunque si gioca in 22 non in 11. Il Cagliari effettivamente ha subito il colpo dal punto di vista morale, ha subito il colpo perché è stata una disattenzione a portare al vantaggio degli ospiti, ma deve far di tutto per rincuorarsi il prima possibile, perché la partita non è finita, siamo ancora nel corso del primo tempo e deve cercare in tutti i modi di rialzare la testa per riprendere un match che aveva iniziato davvero bene con tante soluzioni che abbiamo lodato in più di un'occasione. Ora si torna a riempire l'area e chissà che proprio da un'occasione del genere, con l'Ascoli un po' più arretrato, possa nascere il gol del pareggio. Ma assolutamente, le squadre che mentalmente sono più forti quando entra la palla in rete e stavano facendo meglio della squadra avversaria non sentono questa botta, perché semplicemente una squadra ha fatto un'azione, un episodio, la palla è entrata in quella porta, certo, quindi in quella rete, quindi ti rimetti a posto, non è successo nulla. È questo che una squadra deve capire, una squadra come il Cagliari che deve puntare in alto. Sono degli episodi singoli che possono succedere. Ti rimetti a posto, hai preso gol, non c'è problema, hai 70 minuti per recuperare una partita, per fare un gol ci metti anche 20 secondi, non è un problema, è proprio la mentalità che deve pensare, devi ragionare così, ok? Non devi subire il corpo, perché oggi rispetto alle altre volte l'abbiamo subito troppo questo gol. Sì, assolutamente, a livello morale molto più di quanto messo in campo. Poi effettivamente, ma c'è un Cagliari che sbaglia soprattutto i passaggi, quindi possiamo passaggi semplici, quindi possiamo dire che probabilmente è soprattutto morale. La questione è ciò che deve essere risolto nel minor tempo possibile. Speriamo sia davvero il battito di un occhio e che possiamo tornare a vedere un Cagliari convincente appena dopo che avremo lasciato spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio per seguire la partita tra Cagliari e Ascoli. Siamo purtroppo sotto nei primi minuti, siamo più o meno alla mezz'ora del match, è andato via un terzo di partita e gli ospiti sono in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Forte, imbeccato benissimo in area da Collocolo con un destro interessantissimo ribadito in porta da pochissimi metri. Intanto stava per cambiare il risultato
in Liguria per la partita tra Spezia-Inter. Massima punizione assegnata agli ospiti, ma dal dischetto Lautaro Martinez ha sbagliato la realizzazione. Ora vi terremo aggiornati, perché come sempre col VAR ci potrebbe essere un nuovo tentativo da parte del giocatore. Bisogna constatare, non abbiamo visto l'azione, quindi di conseguenza non sappiamo se c'è un controllo VAR su qualche situazione. Un Inter che paita male, così come il Cagliari, un Cagliari che però sta cercando di riprendersi, ricercando più la tranquillità, che effettivamente poi la giocata importante, Claudio. Sì, ora gli ultimi minuti il Cagliari che ha ripreso un attimino anche il possesso della palla e il possesso della propria mentalità, perché ci sta riprovando. Bastava un episodio, magari una sgroppata di Luvumbo, magari un tiro di Millico che ti può dare quel qualcosa in più per ripartire e riconcentrarti per la tua gara. Manca effettivamente il carburante, la voglia, la forza a questo Cagliari, che nei primi minuti non parveva ad avere questo problema, vista anche la grande convinzione con cui si stava spingendo in avanti, ma dopo il gol diciamo che ha subito il contraccolpo, anche se negli ultimi minuti sta tirando sulla testa, sta provando a offendere, sta provando a mettere i grattacapi nella mente di Leali, un portiere tra l'altro, se non sbaglio, scuola Juve Leali, perché era uno di quelli più chiacchierati, uno di quei portieri che poi effettivamente non ha mai raggiunto il suo ideale, e se non ricordo male giocava a Novara Leali. Tu mi puoi confermare o meno? Mamma mia, sì. Claudio, il tuo knowledge di calcio è veramente sì brutto. O no? Mettiamo sì o no. Ma sei veramente terribile. Ma grandissimo Nicola Leali, figlio di Fausto, non lo sapevi? Ma non è vero. È facile ingannare Claudio, comunque ci vuole davvero un attimo. Faccio queste esche, ci abbocca sempre. Ci stiamo distraendo abbastanza da ciò che avviene sul campo. Esatto, per fortuna fino a quello che abbiamo visto, ma probabilmente tramite il racconto è tutta un'altra partita, e speriamo davvero che il Cagliari possa esprimersi al meglio tramite la voce di Vittorio Sanna. Calcio di punizione fischiato contro il Cagliari per un tentativo di incursione di Millico, sempre 1-0 per l'Ascoli. Il gol, lo ricordo, firmato da Forte nel corso del primo tempo, con calcio di punizione adesso che viene battuto ancora dall'Ascoli verso destra, dove è piazzato Falterano che tenta il lancio lungo per Gondo. Esce Radunovic, ancora una volta imbarazzo in difesa tra Radunovic e Goldaniga, e poi fallo ai danni in questo caso di Dossena, con calcio di punizione per il Cagliari. Forte che si lamenta, Barreda che dice che c'è stato il tuffo in avanti di Dossena. Calcio di punizione comunque per il Cagliari. 34esimo minuto del primo tempo, Dossena che va a calciare, pallone al di là della linea di città del campo, nella zona di Lapadula, sul quale si carica l'avversario, riesce a ribattere Lapadula che non ne prende uno, permettetemi. Ancora palla avanti nella zona di Forte, che tenta di trovare un varco, la Padula che poi sapete alla fine un pallone potrebbe anche giocarlo e fare gol, ma che nel corso della partita si rende scarsamente utile al resto della squadra. Pallone ancora all'indietro con il passaggio per Donati che ritorna ancora all'indietro, fraseggio dell'Ascoli che ritorna tra i difensori col pallone che viene giocato da Simic verso sinistra. La misura del piede non è quella del centrocampista e infatti il pallone è calciato male, giovane non ci può arrivare malgrado l'età. 35esimo minuto del primo tempo, si ferma Luvumbo che va a terra nel corso di questa azione, probabilmente una botta subita precedentemente. Problemi per Zito Luvumbo, ci mancava solamente questa nel Cagliari, che anche Luvumbo si fermasse. Luvumbo è steso per terra, Gondo che lo rincuora, Cagliari che rischia di perdere il suo giocatore esplosivo. Luvumbo a terra, questa è una bruttissima notizia, non è brutta ma è bruttissima. Problema muscolare per lui sotto la coscia. Ranieri guarda intorno a sé, non sa veramente che pesci pigliare. In questo caso l'unico pesce che può pigliare è Prelec, con la possibilità di riportare Mancosu in una posizione esterna. Si è fermato Luvumbo, problemi muscolari e per me sono guai, secondo me sono veramente dei guai grossi. Millico che nel frattempo riceve delle indicazioni da Ranieri, non è un periodo, veramente non è un periodo, non è un anno, continua a essere una maledizione, perché finisce uno e inizia un altro, al di là dell'età, al di là della giovinezza. Ora è il turno di Luvumbo che viene contato dal dottor Scorcu per capire un po' se è in grado di poter continuare o se è costretto a dare il forfait, e mi pare che la risposta sia dare il forfait
è Lella che viene scelto per essere inserito a centrocampo, quindi con Milico che passerà un po' più avanti e con un dispositivo che cambierà conseguentemente. Lella che indica a Mancosu, mi pare di andare dall'altra parte nel settore destro, e con l'uscita di Shenai Luvumbo. Tutto questo quando i minuti sono 36 e il Cagliari ha perso anche la sua bomba ad orologeria, Zito Luvumbo, infortunato per un problema muscolare, una banale mancanza di equilibrio in una ripartenza che gli è costato un allungo che probabilmente gli ha procurato un fastidio muscolare, e speriamo che non sia un infortunio grave lì nello studio. E quindi continuano a essere brutte le notizie per quanto riguarda il rossoblu. Sicuramente lì il fatto che sia fermato il suo giocatore più imprevedibile, quello che riusciva a saltare l'uomo, che a crearti quella superiorità e soprattutto a fare armonia agli avversari, è davvero un brutto segnale, Claudio. Sì, è un bruttissimo segnale. Sono passati 36 minuti e sembrano 3 partite. Una partita nella partita che adesso si sta trasformando in un'altra partita ancora, perché tu vai a perdere un giocatore sulla destra che stava facendo molto bene. Cioè, non credo nella sfortuna assolutamente, però a volte ci sono degli episodi che ti vanno veramente contro. Sì, una serie di casualità, se così vogliamo definirle, che sta portando in basso la squadra rossoblu, che dovrà trovarsi a fare i conti anche con questa assenza a dir poco fondamentale, perché dobbiamo dire che Zito Luvumbo è stato davvero il valore aggiunto di questo Cagliari, soprattutto nei momenti in cui il Cagliari ha avuto più difficoltà a trovare tramite lui il guizzo. È stata la soluzione che più volte ci ha fatto trovare la rete del gol in questo campionato. Sì, è quel giocatore che ti spacca la partita, imprevedibile, a prescindere da come sta andando la partita. Lui con le sue incursioni, con la sua capacità di saltare l'uomo, ti creava sempre qualcosa di pericoloso. Lo stava facendo bene anche oggi, peccato. Sì, davvero un dispiacere vedere fermarsi un giocatore importante come l'angolano. Intanto il Cagliari però effettivamente sta raccogliendo dei dati importanti, perché se notiamo nelle palle inattive l'Ascoli nella maggior parte di quelle battute dai rossoblu ha qualche difetto e qualche ritardo nel bloccare i duelli aerei. Il Cagliari ne ha vinto molti, è andato al tiro più volte di testa, trovando però solo imprecisione, ma può essere questa una delle armi da sfruttare per la squadra sarda. Assolutamente sì, loro sono bravi, sono molto bravi nei calci piazzati a favore, ma non sono altrettanto bravi in fase difensiva, e lo stiamo vedendo. Tanti episodi possiamo sfruttare in questa partita. Sì, ci ha provato prima Dossena, poi anche adesso Goldani, che è riuscito a staccare in mezzo a tante maglie bianconere. Vedremo se potremo trovare nel colpo di testa da Mischione un'arma utile a portare a casa i punti che servono per questa cavalcata nella seconda metà di un campionato di Serie B iniziato a dir poco male, continuato così, che ha avuto un picco di positività nel periodo di rivoluzione in cui il Cagliari ha cercato di cambiare sia allenatore sia metodo, ma soprattutto mentalità, e adesso sta trovando delle altre difficoltà con delle partite davvero dobbiamo dire complicate, perché ogni partita è stata complicata a sé, tra la partita magari pareggiata 1-1 all'ultimo secondo, più quelli 0-0 insolvibili. Il Cagliari ogni settimana ha qualche grattacapo che non riesce bene a controllare. Quella partita contro il Bari sì, è stata forse anche determinante. Quella vittoria ti avrebbe dato quella spinta, mentre il pareggio subito, che poi alla fine poteva risultare anche un buon pareggio, però visto come è andata ti ha un pochettino demoralizzato, e questo l'hai portato avanti per il resto delle partite. Cioè anche il fatto di oggi, che subisci il gol e poi lo accusi così tanto, è dato chiaramente a le 4 partite precedenti che hai pareggiato, una sorta di quasi di maledizione, perché stavi facendo benissimo e hai subito gol nel momento in cui stavi facendo molto bene. Forse torniamo sempre al discorso dell'impostazione mentale, della concentrazione, perché se poi tu perdi effettivamente il pallino del gioco quando fai meglio, vuol dire che ti esalti, che è un qualcosa che non sei abituato a vedere te che giochi bene, per assurdo. Quindi forse lasci un po' di più
più l'offensiva agli avversari, ci fai un po' meno attenzione perché ci stanno tutto bene, invece ogni volta le squadre riescono a punirci e a punzecchiarci nel nostro momento migliore. Speriamo davvero di rimettere in piedi questo match il prima possibile, speriamo di potervelo raccontare, di potervi raccontare finalmente una vittoria della squadra rossoblu che ormai manca da più di 4 giornate, una squadra che sta facendo, come abbiamo detto più volte, di necessità virtù a tanti interpreti che non sono disponibili, ma ci si deve arrangiare perché comunque se si va a vedere il livello tecnico generale delle squadre, il Cagliari dovrebbe dare di più a livello teorico, e questo lo continuiamo a ripetere da inizio anno, forse siamo anche quasi stufati di dirlo. Sì, ma sono pienamente d'accordo con te. Adesso c'è stata un'azione dove si rimarca il fatto di Lapadula che dovrebbe imparare a giocare con i compagni, perché Mancosu gli ha dato una palla in avanti in verticale per poi farsela restituire e andare al tiro, mentre invece Lapadula ha stoppato la palla, si è girato e ha provato un filtrante. Io non so quanto sia forte Lapadula a livello di assist, non lo vedo un uomo assist, non lo vedo un uomo che calcia le punizioni, cioè faccio veramente fatica a capire, perché adesso Mancosu voleva la palla di ritorno per andare al tiro in porta ed era molto semplice, certo. Era molto semplice. No, lui ha voluto prendere palla, girarsi e mettere il filtrante e l'ha passata al difensore dell'Ascoli. Diverse priorità effettivamente, perché è quello che emerge dalla prestazione e soprattutto dalle scelte di gioco di questi giocatori, che effettivamente poi vanno a ingarbugliarsi in tentativi personali per mettersi in risalto magari rispetto a una posizione tutto sommato negativa, ma non sanno che poi stanno portando solamente delle negatività, delle difficoltà alla propria squadra. Ma poi soprattutto Mancosu in quella situazione, tu mi insegni, calciatore, un giocatore che arriva faccia alla porta è sempre più portato a realizzare rispetto a un giocatore che deve prendere palla, stopparsi, resistere alla pressione del suo avversario e poi inquadrare la porta in una frazione di secondo. Ma assolutamente, sono quelle palle che un giocatore aspetta. Io da centrocampista, quando do la palla alla punta che è di spalla, è marcato, pretendo che la palla mi venga restituita indietro, perché posso andare al tiro, posso mettere una pallone filtrante per il terzo uomo. Cioè a volte sono le basi, cioè io non devo dimostrare, io Lapadula non devo dimostrare quanto sono bravo a girarmi, a fare quello, cioè il mio lavoro in quel caso specifico è appoggiare la palla e ributtarmi dentro. È veramente paradossale la situazione, perché poi vai a vedere, ha fatto 10 gol se non sbaglio, però se poi vai a calcolare quanto ha aiutato la squadra, quante occasioni ha avuto per fare più di 10 gol e quanto i compagni si mettono a sua disposizione, forse 10 gol non sono poi così tanti. Certo, ma anche perché poi, come abbiamo detto e come continuiamo, è il valore della squadra. Tu stai giocando nella squadra più attrezzata del campionato, sei la punta di riferimento, ma anche a causa forse del tuo egoismo, del tuo avere un ego più smisurato rispetto alla norma e nel cercare anche di risolvere le partite solamente tramite le tue armi, stai andando a deficitare poi il lavoro di un intero collettivo che in questo momento ha solamente bisogno di giocatori che remino dalla stessa parte. Assolutamente, lo stanno facendo, lo fa Makumbu quando si sacrifica in fase difensiva, lo fa Mancosu quando corre da tutte le parti del campo, lo fa Luvumbo, lo fa Rog quando ha giocato, Nandez, e lo stanno facendo tutti. Quindi tu sei un giocatore del Cagliari, cioè il Cagliari prima di tutto, il Cagliari prima dei giocatori, ti devi mettere a disposizione della squadra, dei tuoi compagni. L'allenatore si mette a disposizione della squadra, certo. Non vedo perché non lo devi fare tu. Chiuso il discorso. Assolutamente sì, ma possiamo parlarne magari più tardi insieme a Vittorio. Giusto una cosa finale, mi viene in mente un certo Mandzukic di Allegri, che è l'esempio di come un attaccante che ha vinto tutto si può mettere a disposizione della squadra. Andiamo da Vittorio Sanna per seguire il recupero di questo primo tempo tra Cagliari e Ascoli. Cagliari che sta attaccando in questo finale di tempo, vedremo quanto tempo avrà a disposizione per cercare di porre rimedio nel primo tempo. 3 minuti di recupero col Cagliari che porta avanti il pallone, lo fa con Zappa nel settore destro, poi Makumbu a destra, nel frattempo l'ha passato Nandez al posto di Luvumbo con Milico centrale, sbaglia Lella, il pallone recuperato ancora dall'Ascoli che tenta di ripartire, attenzione allo scatto di Gondo che allarga sulla destra
per Donati che si propone al centro, è scattato forte, non riesce nell'aggancio, poi l'intervento da parte di Goldaniga e può ripartire il Cagliari con Macumbu che porta palla, il lancio avanti per la Padula che non riesce a controllare il pallone, il lancio verso sinistra, Padula accenno di intesa, pallone troppo lungo che è finito direttamente in fallo laterale. Primo minuto che sta andando via con Donati che effettua la rimessa in gioco, con il Cagliari che presidia il territorio, con l'arbitro che guarda il giocatore che adesso rimette in gioco il pallone. Su Lungolina è l'autore del gol forte che tenta di dare dietro, Lella manda fuori e quindi nuova rimessa con le mani qualche metro più avanti, ancora ad occuparsene Donati col pallone che dovrà essere rimesso in gioco e con l'arbitro che parlotta un po' con tutti, in questo caso con Colo-Colo. Viene invitato Donati a effettuare la rimessa con le mani, va ancora su Lungolina a cercare il Gondo, il colpo di testa di Dossena, quello di Lella, quello ancora di Donati, poi ancora un giocatore in fuorigioco. Si trattava di un attaccante, per la precisione Falterano, e quindi calcio di punizione che il Cagliari ha già battuto, 46,5, ancora 90 secondi, con l'esterno Nandez riesce a servire nella zona di Zappa che finge il cross, porta il pallone, punta ancora Caligara, effettua il cross all'interno, il colpo di testa tentato all'altezza del primo palo a Millico, ma pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde al lato dall'altra parte dove Mancosu non riesce ad arrivare in tempo per tentare la deviazione volante. Il colpo di testa di Millico all'altezza del primo palo è girata che però è troppo larga rispetto alla possibilità di inquadrare lo specchio della porta. C'è ancora un minuto di recupero da giocare, Leali chiaramente se la prende comoda con il pallone che deve essere rimesso in gioco, con questo acuto del Cagliari che non è servito a raggiungere il pali, ancora Zappa in imbarazzo, riesce a girare alla cieca il pallone, Lella che è un po' troppo compassato, perde la palla, tenta di recuperarla, fa fallo ed è il gioco dell'Ascoli che può andare al calcio di punizione per portare al 48esimo questo risultato. Lella che è entrato in campo, però il ritmo è di almeno un battito inferiore rispetto a quello degli avversari, quindi sta faticando a riuscire a tenere il passo di questa gara. Viene invitata la squadra ascolana a battere il calcio di punizione, battuta in questo momento su Lungolina, la ribattuta della retroguardia, Milico che manda avanti, recupera ancora l'Ascoli, altro cross all'interno, esce Radunovic e becca il pallone, ma l'arbitro fischia anche la fine del primo tempo. Si finisce con l'Ascoli in vantaggio per una rete a 0 e arrivano i fischi per la squadra cagliaritana. Fischi comprensibili, diciamo così, dallo stadio, vista la prestazione ma soprattutto il risultato finora raggiunto. Noi ci fermiamo un attimo e poi commentiamo questo primo tempo tra Cagliari e Ascoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio per commentare la prima frazione che si è conclusa tra Cagliari e Ascoli, il risultato parziale che vede gli ospiti in vantaggio 1-0, il gol di Forte nei primi minuti, ma c'è un'altra notizia molto negativa per quanto riguarda il Cagliari che perde il suo interprete più pericoloso, Vitto Zitolo Vumbo.
Sì, effettivamente è un giocatore che può cambiare la partita, quello che ti può portare a essere veramente un giocatore, una squadra interessante, una squadra capace di poter essere imprevedibile, e questa dose di imprevedibilità insomma il Cagliari non ce l'ha a disposizione per il resto della partita, e speriamo che non sia per troppe partite a seguire. Intanto ha spostato Nandez a destra con l'inserimento di Lella. Lella ha preso una posizione laterale sinistra, quella occupata precedentemente da Millico, con Millico che è passato centrale, Millico che è andato al tiro in un'occasione prima di testa e poi con prima di piede e poi di testa, ma senza inquadrare lo specchio della porta, e quanto avrebbe bisogno anche Millico di un gol per ricordare come si fa, visto che è da tantissimo tempo che non segna anche lui nella sua carriera. Abbiamo giocatori che devono sbloccarsi, giocatori che devono ritrovare la forma migliore, giocatori che devono ritrovare l'identità che hanno perduto, e questo è chiaramente un obiettivo che non è facile conseguire quando poi devi anche ottenere dei risultati, e stiamo pagando un po' tutte queste situazioni, le stiamo pagando senza che questo diventi una scusa, per effetto di tanti cambiamenti, per effetto di una linea che stenta a essere trovata, e soprattutto per un attacco che probabilmente è stato sbagliato già dall'impostazione, un attacco difficile da rimodellare, dove si è puntato probabilmente su una lama difficilmente lavorabile. Abbiamo la Padula, dalla Padula ci aspettiamo i gol che servono, ma la Padula, come avete giustamente detto in corso di gara, probabilmente il numero di gol che doveva fare, visto quanto non fa per il resto della squadra, ancora non li ha fatti. Il bottino che ha conquistato non è un bottino che può garantire al Cagliari la possibilità di essere quella squadra che serve per riuscire a rimanere tra le prime. Se andiamo anche a vedere i campionati di Serie B che il Cagliari ha vinto, dove è ritornato nella massima serie, a segnare 12 gol non c'era solamente un giocatore a questo punto della stagione, ma ce n'erano almeno 2 o 3. Ricordo che ad esempio l'ultima volta, sempre con Giulini, i marcatori erano più di uno, era Sau, era Farias, erano diversi i calciatori che andavano a segno, erano Melchiorri, erano diversi i giocatori che andavano, Joao che ugualmente, cioè aveva almeno 3-4 giocatori che segnavano, e poi alla fine se vai a vedere il bottino di ciascuno, anche Cerri aveva fatto il suo numero di gol in Serie B, quindi alla fine stanno mancando tutti questi gol per effetto di caratteristiche che cedono alla Padula il possesso totale della linea d'attacco, cosa che in termini di percentuale di gol, ad esempio, lo stesso Pavoletti, ormai sempre acciaccato, ha garantito in termini maggiori. Cioè, se noi andiamo a vedere i gol di Pavoletti rispetto ai gol di La Padula, ai minuti giocati, la densità di gol di Pavoletti è decisamente maggiore. Assolutamente sì, sicuramente l'apporto offensivo è ciò che sta mancando di più, però hai detto bene Vitto, sono tanti i giocatori che si devono sbloccare e devono cercare di trovare quella continuità, perché uno sa tutti che sta trovando almeno a livello di prestazione la continuità è Millico, uno dei più pericolosi oggi. Claudio, pensi che si possa ripartire anche da questa, diciamo, risorsa ritrovata per mettere in piedi comunque una prestazione che nel secondo tempo deve essere totalmente differente, almeno a livello di atteggiamento? Sì, assolutamente. Il Cagliari che adesso dovrà affrontare un altro tipo di partita, perché adesso bisogna calmare gli animi, rimpostare tutto quello che era il discorso tattico, perché hai perso un giocatore che ti faceva la differenza, però Millico sta facendo molto bene il suo lavoro. Un po' in ombra anche Mancosu, ma ripeto, dato dal fatto che trova poco spazio e poca partecipazione nel suo punto di riferimento principale, cioè la Padula. Sono convinto che però adesso il Cagliari sicuramente rientrerà con un altro tipo di mentalità, perché questa partita è da portare a casa, questa partita è da vincere. Ci vuole assolutamente un altro appiglio. Intanto ti confermo, Vito, che avevi ragione su Pavoletti. Pavoletti ha una media gol di una realizzazione ogni 128 minuti giocati, mentre la Padula ha una media gol di una realizzazione ogni 181. Il Pavoletti ha fatto 6 gol fino a questo momento, mentre la Padula 11 in 26 partite giocate. Pavoletti fino a questo ne ha giocato solo 7 da titolare, immagina un po', Vitto. No, ma conoscevo già il dato, l'avevo già analizzato
in settimana, perché dopo quel che ha detto la settimana scorsa voleva avere prova di non aver detto sciocchezze, di non essermi accanito troppo sul calciatore, e invece purtroppo ho avuto tutte queste conferme in merito al rendimento. Ne ho avuto anche altre, se andiamo a vedere i passaggi riusciti, se andiamo a vedere i palloni persi e compagnia cantante, dati statistici che sono impietosi nei confronti della Padula e che dimostrano insomma quello che stiamo dicendo, che lui deve fare molti più gol se vuole realmente essere il contributo che può dare al Cagliari da solo nell'arco dell'attacco. Quindi questo è senza dubbio un dato che non possiamo trascurare, che non si può trascurare. Sta di fatto che dobbiamo andare avanti con lui. Sì. Dobbiamo andare avanti con lui e dobbiamo trovare delle soluzioni che possano essere compatibili con il giocatore stesso, quindi al di là di tutti gli altri discorsi è necessario cominciare a far segnare qualche altro. Quest'oggi Ranieri ha fatto in modo che la squadra fosse più vicina all'attaccante, che dentro l'area non ci fosse solo la Padula, ma che ci fossero altri giocatori. Abbiamo avuto qualche occasione in più, siamo andati a colpi di testa in un paio di circostanze, abbiamo visto al tiro Mancoso, l'abbiamo visto al colpo di testa, insomma l'abbiamo visto in più situazioni riuscire ad essere protagonista, ma purtroppo il gol non arriva comunque, e questo è il dato che ci impaurisce. Ho rivisto il gol che abbiamo subito e secondo me c'è un dettaglio che mi porta ancora di più a dire che c'è un corresponsabile in Radunovic. Secondo me Radunovic non chiama la posizione alle sue spalle di Forte che arriva, cioè non parla al suo compagno. Il portiere deve essere colui che fa il radiocronista alla difesa per poterla guidare. In questo caso secondo me Dossena non è stato richiamato al pericolo dell'uomo che arrivava, e questo è un handicap che un portiere non si può permettere. Assolutamente sì, ne abbiamo parlato anche più volte con Francesco quando è stato in trasmissione. Vito, ti pongo una domanda dal nostro ascoltatore Luigi, che ci dice, anzi più che una domanda è un'affermazione: per me la mancanza di un regista è lampante, cosa ne pensi? Sì, la mancanza di un regista, ma anche di un attore protagonista, cioè nel senso che è vero che non c'è un regista, ma non c'è un protagonista assoluto, non c'è un protagonista che riesce a emergere sugli altri. Cioè noi veniamo da tanti anni in cui abbiamo vissuto sui gol di João Pedro. Partito João Pedro non abbiamo trovato un'alternativa altrettanto efficace, e soprattutto non abbiamo trovato un'alternativa diversa. Io ricordo, scusate se cito Cellino e cito comunque il periodo d'oro in cui si ragionava con la testa, quando il Cagliari rinunciò a David Suazo, il presidente Cellino pensò bene di comprare 4 attaccanti per sostituirlo, cioè siccome Suazo segnava 20-21 gol a campionato, su di lui puntavi quasi tutto. L'anno dopo arrivarono Larrivei, Matri, Geda e c'era un'altra, Acqua Fresca, per riuscire almeno in 3 o 4 a compensare a quello che faceva da solo David Suarez. Effettivamente si parla di matematica qui, cioè si parla di matematica con un po' di scommessa, che comunque è sempre stata una delle caratteristiche del presidente che c'era prima. Vitto, come sono le squadre? Stanno già tornando in campo? No, te lo sono detto delle vecchiette nel mio monitor, sono le vecchiette che vanno in giro per il mondo. Sì, dove speriamo si stiano divertendo, almeno loro. Marrabec si chiamano. Mamma il stato è Marrabec. Claudio ha detto che non vuole esprimersi, giusto? Non mi esprimo più io. Non si esprime Claudio, non si esprime, è una persona. No, anche perché non hai nulla osta di Gianni, quindi non può farlo. Mamma mia, veramente Vito e Claudio oggi sono così, hanno le loro cose e io escluso. Abbiamo fatto un viaggio bellissimo in macchina insieme. Quindi. Sì, un viaggio entusiasmante. Che tu non puoi ancora capire. Vabbè, sono troppo giovane. Scrivete F per rispetto. Sarà il tormentone del secolo, perché devi sapere che senza nulla osta non si va da nessuna parte. Senza Gianni soprattutto non si va da nessuna parte. Ma cosa è il nulla osta di Gianni? Gianni. Poi il Gianni io lo userò solamente per il nome, perché a me piace sempre. Gianni è un nome che mi stimola parecchio. Vito, ci siamo? Ci siamo? Dico no, forse? Non ancora, no, non ancora. Ma si stanno scaldando i giocatori. Mamma mia. C'è un giocatore più adesso saranno acidi, perché c'è il 37 che ha svestito la casacca, quindi entra in campo Azzi, prenderà il posto probabilmente di Barreca, entrerà al posto di Barreca, credo, per dare ulteriore forza all'attacco, perché ricordo che Azzi nasce come attaccante, verosimilmente andrà a ricoprire la fascia
di sinistra al posto di Barreca, disastro anche difensivo nel corso del primo tempo. A voi. Perfetto, ci risentiremo tra pochissimo con la diretta di Vittorio Sanna che ci racconterà la partita attraverso la sua voce. Pensi uscirà effettivamente Barreca, Claudio, e quindi magari Azzi gli verrà anche investito di compiti difensivi che sappiamo non essere la sua specialità, o pensi una mossa un po' più conservativa da parte dei Ranieri? No, penso uscirà Barreca, penso che Azzi recupererà la fascia sinistra. Tra l'altro la settimana scorsa comunque quando è entrato ha fatto molto bene, ha spinto tanto, i suoi palloni messi in mezzo hanno sempre un perché, cioè mette palle veramente interessanti, e se riusciamo a coprire l'area come i primi 15 minuti di oggi potrebbe essere un'arma in più per il Cagliari. L'unico dubbio, diciamo così, che mi viene in mente è il fatto che in quella fascia entrambi gli esterni poi sono a piede invertito, perché Millico è un destro naturale, gioca a sinistra, Azzi è un destro naturale e gioca sulla stessa fascia. Speriamo di riuscire comunque a scardinare una difesa dell'Ascoli che crescerà di intensità con il passare dei minuti, con la visione del risultato, almeno della speranza di ottenerlo. Ci servono i guizzi del brasiliano, che fino a questo momento comunque si è comportato abbastanza bene con il Cagliari. Sì, assolutamente. Io devo essere sincero, non ho capito l'ingresso in campo di Lella, perché una volta che tu perdi Luvumbo comunque tu sei in svantaggio, hai dei giocatori in panchina che possono ricoprire lo stesso ruolo con le stesse modalità di Luvumbo. Sì, è vero, perché effettivamente hai Falco in panchina che può giocare anche esterno. Falco che è tornato da un infortunio recentemente, è possibile che sia magari qualche ritardo nella condizione che non abbia portato Ranieri a sceglierlo sin dal primo tempo. L'ingresso di Lella diciamo che manteneva un po' più di equilibrio, perché poi Nandez andava a giocare sulla destra e si ricomponeva quel centrocampo a 4, anche se poi effettivamente una volta che fai questo cambio hai solo l'opportunità di giocare, ma al massimo puoi giocare con un 4-3-2-1 con Millico e Mancosu dietro la Padula, ma se ti esponi troppo poi lasci il compito a Lelle e Makumbu di coprire l'intero centrocampo, e sono due ragazzi abbastanza giovani. No, assolutamente. Poi era solo un'idea. Era solo un'idea. Chiaramente ha 1200 partite, panchine in più di me, miliardi di campionati vinti in più di me, quindi la mia è solo un'idea. Assolutamente sì, Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari. Speriamo davvero che il maestro possa risollevare le sorti dei rossoblù, anche oggi in grandissima difficoltà, nonostante la gara casalinga, nonostante sembrasse che ormai la Unipol Domus fosse diventata finalmente quel fortino che ci apprestavamo e speravamo di vedere sin dall'inizio dell'anno. Purtroppo ci sono stati dei risultati che non ci hanno confermato poi questa iniziale impressione. Cagliari che è partito subito con il piede sull'acceleratore, ma già subito primo errore offensivo, un Claudio sbracciato, tra parentesi. Una rovesciata. No, perché poi vabbè, comunque una rovesciata senza senso di La Padula, poi palla che è arrivata a Mancosu sulla sinistra e non è riuscito a metterla bene giù, però una bella occasione perché si stava ritrovando tu per tu col portiere Mancosu. C'è il Cagliari che diciamo che soprattutto a centrocampo e negli ultimi scambi è mancato un po' di quella rabbia che aveva mostrato, perché l'Ascoli sbaglia effettivamente, ma noi gli diamo la possibilità di rimediare, perché poi non è una squadra che sta giocando un calcio perfetto, ma quando hanno le piccole sbavature, i passaggi a metà, le azioni non troppo convinte, noi non ci siamo lì a mordergli le caviglie, come diceva il mio allenatore quando ero piccolino. È vero, stiamo lasciando molto spazio a Buchel, che è un grandissimo giocatore. Il loro play che fa, diciamo, muove un po' i fili di questa squadra, ha sempre lo spazio per giocare e lui è molto bravo a far girare la palla a destra e a sinistra, quindi non riusciamo immediatamente ad arrivare in pressione sui loro centrocampisti, che non stanno facendo un lavoro così eccelso, però non stiamo riuscendo a vincere quelle seconde palle o quelle sbavature che loro comunque ci stanno
concedendo. Sì, perché poi si arriva in avanti. Abbiamo parlato della difficoltà anche sui calci piazzati a difendere dell'Ascoli, ma comunque manca quella precisione, manca quella quel non so che, quella spinta che ti porta a essere nel punto giusto al momento giusto, perché poi molto spesso è una questione di istinto, è una questione di voglia, è una questione anche di come la squadra affronta la partita. È una questione che devi portare a casa il risultato, devi riuscire a trovare il pareggio e devi farlo con tutte le acute forze, perché il primo tempo è andato e sappiamo quanto il secondo tempo ci metta un attimo a diventare troppo tardi, perché le squadre che giocano soprattutto contro il Cagliari sono molto attente a come scorre il cronometro. Noi invece siamo attenti uguale e puntualissimi andiamo a sentire la voce di Vittorio Sanna. 3 minuti sono andati via nel corso del secondo tempo, dopo lo stropicciatore solitario che non ha colpito il pallone. Non ci sono state altre azioni d'attacco del Cagliari, che adesso lancia a lungo ancora per la Padula, che si allarga nel settore di sinistra. Il duello con Donati, mette giù il pallone, tenta di voltarsi, dà all'indietro, arriva a sostegno Azzi che affonda, c'è chiusura su di lui col pallone mandato in fallo laterale da Colo-Colo. Eccolo allora ancora Azzi a rimettere in gioco, viene incontro Lella, chiama palla dentro l'area Prelec che è entrato nel secondo tempo al posto di Millico, parte il cross all'interno dell'area, attenzione a Nandez, non riesce a colpire, o meglio colpisce, ma quando sta cadendo dopo il tentativo di testa la palla gli batte addosso e finisce direttamente sul fondo. La rimessa quindi per l'Ascoli su questo cross ancora troppo largo, e con il colpo di testa tentato da Nandez, che non è certo il più alto della situazione, malgrado tutto era riuscito a toccare il pallone. Disimpegno dell'Ascoli che porta palla nella propria area di rigore, e il passaggio in avanti per il tentativo di superare Macumbu, palla imbucata bene per il tentativo da parte di Gondo che resiste alla palla sul destro, ancora Gondo, lo insegue Macumbu, non c'è fallo e può ripartire il Cagliari, palla al piede con Lella, si capovolge l'azione, il passaggio verso sinistra dove c'è il controllo di palla da parte di Mancosu si accentra portando palla, evita l'avversario, ancora Mancosu, affida ancora a Lella, limite dell'area, Lella per l'arrivo di Azzi, il cross all'interno, Prele che non ci arriva, Nandez colpisce, la palla è ribattuta, ancora una volta Cagliari che non va all'appuntamento con il gol sul bel pallone che viene mandato dentro l'area da Azzi, ed è questo il difetto del Cagliari, non ha chi mette la palla dentro. Ancora pallone recuperato da Zappa per Macumbu, la palla ancora verso Mancosu, attaccato da ancora Macumbu, da questi a sinistra per Azzi che imposta, 50° minuto che sta arrivando, Azzi che si ferma, torna all'indietro su Dossena, Cagliari che cerca di trovare un varco, centralmente c'è Mancosu che ora fa il trequartista, dietro i due attaccanti Prelec e la Padula, ancora Lella all'indietro per Dossena, non conquistiamo metri, lancio di Dossena verso destra a cercare Nandez nella posizione di ala, si accentra Nandez, si muove Mancosu, non viene servito, la palla ritorna ancora all'indietro, ecco ancora l'imbeccata per Mancosu, limite dell'area Mancosu, il destro malissimo da parte di Mancosu che calcia il pallone lontanissimo dai pali, si volta angolando troppo, andando totalmente dall'altra parte, mandando il pallone lontanissimo dalla porta, l'ha lasciato rimbalzare, sembrava si stesse coordinando per il tiro, ma poi lo ha colpito con l'interno invece che con il collopiede, e quindi è andato a colpire il pallone lontanissimo finito rispetto al palo destro. Ancora Gondo, la palla all'indietro, si sovrappone ancora Gondo dopo il passaggio di Falserano, va a chiudere su Gondo Goldaniga senza riuscire del suo intento, attenzione a Caligara che tenta il sinistro, la palla rimane dentro l'area, la recupera Radunovic che immediatamente la dà a sinistra per Azzi che può partire, Azzi nella corsia di sinistra va a cercare Lella ritorna all'indietro su Dossena, chiama palla a Nandez da quest'altra parte, viene servito dal lancio di Goldaniga, il pallone portato avanti ora da Nandez, se lo allunga, cambio gioco a sinistra per Azzi che stoppa palla, punta l'avversario e Donati, ancora Azzi, il cross basso, Mancosu, contatto e l'arbitro va a ammonire Mancosu. L'arbitro va a ammonire Mancosu per simulazione, vedremo tra poco se è così. Mancosu dice di sì, allontana tutti dall'arbitro, evita che si prosegua a protestare. Attenzione perché Mancosu forse dice di sì perché sa che ci sarà la telecamera a testimoniare il fatto che il contatto c'è stato. Vediamo un po' se è così. Il contatto c'è,
il contatto c'è, vediamo se l'arbitro torna nei suoi passi. Pestone netto da parte di Botteghin ai danni di Mancosu, che non fa ammonire nessuno. L'arbitro è ancora sul posto perché il pestone su Mancosu c'è stato. Marco Mancosu bravissimo ad allontanare tutti i compagni, ricordandosi che c'è un monitor che può testimoniare tutto. Non ho capito, dice l'arbitro, gli sta dicendo: hai preso un granchio, fratello, e ancora sta ad ascoltare quello che gli viene detto dalla regia, perché tra poco dovrà tornare indietro sui suoi passi, dovrà togliere la munizione a Mancosu e dovrà dare il calcio di rigore al Cagliari. Ancora parlano con l'arbitro che comincia a sudare freddo, si rende conto di aver preso un granchio, non vuole ancora sincerarsi di questa cosa, ancora glielo dicono per l'ennesima volta. Vediamo che cosa succede. Hernandez del fratello viene allontanato, viene indicato lo schermo e andrà il direttore di gara a vedere quello che Mancosu subito ha intuito, cioè il fatto che il fallo lo avesse subito. L'arbitro che va al monitor quindi per verificare quello che è successo, va a vedere che cosa effettivamente è successo, va a guardare il contatto che c'è stato, il piede che schiaccia quello di Mancosu, è evidentissimo il calcio di rigore. L'arbitro non potrà che ritornare sui suoi passi, non ammonire Mancosu e dare il calcio di rigore al Cagliari, perché questo è calcio di rigore. Mancosu arriva prima sul pallone, l'avversario arriva sul piede di Mancosu, è inutile che continui a guardare. Devi prendere atto di aver sbagliato, devi dare il calcio di rigore ammettendo il tuo errore, signorotto della maglia arancione. Calcio di rigore che sta per essere decretato, l'arbitro indica lo schermo e indica il dischetto. Calcio di rigore per il Cagliari, è ammonizione che viene elevata al giocatore del Cagliari e viene attribuita a quello dell'Ascoli. Non posso stare oltre, è il gol, speriamo che arrivi comunque. A voi. Speriamo davvero, noi ci fermiamo un attimo di pubblicità e ve lo raccontiamo appena dopo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. La Padula riporta in parità il punteggio in quel dell'Unipol Domus. Ci aveva fatto spaventare di nuovo Claudio, perché il rigore l'ha sbagliato con un tiro centrale non troppo neanche alto rispetto al terreno, ma neanche rasoterra, che diceva è più difficile. Infatti parata illeali, per fortuna il peruviano è stato il più reattivo sulla respinta, ha messo in rete il gol dell'1-1. Claudio, grande azione di Mancosu, che ha fatto un po' quello che solitamente faceva Pavoletti, mette il piede davanti e si fa colpire.
Sì, ma soprattutto l'atteggiamento dopo aver preso il rigore va fatto vedere a tantissimi giocatori, questo atteggiamento di Mancosu, che sa di aver subito il fallo, cerca di spostare i suoi compagni per non farsi ammonire, perché non avrebbe avuto senso. Il fallo è stato fatto, ha lasciato lo spazio all'arbitro per prendere la sua decisione, che inevitabilmente era giusta, cioè nel senso il rigore doveva essere dato perché c'era. Quindi grande atteggiamento da parte di Marco, e adesso speriamo che cambi tutto. Sì, speriamo che sia suonata la carica, sia suonata Avril Lavigne nell'intervallo di questo Cagliari-Ascoli. Wake up, come diceva lei, ma la Padula continua a giocare la sua partita, perché effettivamente è solo sua. Adesso anche qualche giro d'orologio or sono era riuscito a conquistarsi una buona azione sulla sinistra, lottando su un pallone, riuscendo a essere il vincitore nel duello col diretto avversario. Poi ha dovuto cercare un passaggio barra tiro, il passaggio più difficile, dove c'era Mancosu fuori dall'area completamente solo, ma doveva mettere per forza la palla in mezzo alle gambe degli avversari. Certo. È dura vedere questa poca considerazione di un giocatore, poi tra l'altro col piede davvero devastante come è Marco Mancosu, perché il suo destro è una delle cose più di valore in possesso di questo Cagliari, Claudio. Assolutamente, cioè io da giocatore del Cagliari la mia prima idea dovrebbe essere quella che do la palla a Mancosu. Quando c'è, che ne so, quando c'è Rogue, quando c'era Joao Pedro, io la palla la do a questi tipi di giocatori. Perché? Perché sono i giocatori che sono predisposti a fare quello. Non hanno altre caratteristiche, magari non ha la corsa, ma ha il piede per fare le giocate. Tu devi dare la palla a questi giocatori. Assolutamente sì, ci vuole anche un po' più di sguardo verso dietro quando ricevono palla gli attaccanti, perché sono tante le occasioni in cui i centrocampisti in questa partita stanno seguendo l'azione, si stanno proponendo bene a rimorchio, diciamo così, pronti con la visuale pulita per andare al tiro, ma troppo poco spesso siamo riusciti a servirli con continuità. E poi, se andiamo a vedere, effettivamente i giocatori che stanno dietro la punta sono quelli a cui dobbiamo più di tutti dare palloni, perché sono quelli qualitativamente migliori. Penso a Mancosu, come penso a Lovumbo, come penso a Milico nel primo tempo. Assolutamente. Gli altri si muovono di conseguenza, certo, vanno nello spazio e creano spazi per gli altri giocatori. Se tu unica punta centrale attiri la pressione su di te e poi vuoi liberarti tenendo palla, stai sbagliando. Liberati appoggiandoti e andando in profondità o creando spazi per te stesso o per i tuoi compagni. Assolutamente, sembra davvero di spiegare cose già sentite, perché poi un qualsiasi sportivo che si affacci al calcio dopo, diciamo, l'età adolescenziale, quando si inizia a parlare di tattica, quando si inizia a parlare di schemi, quando si inizia a capire un po' come sono messi i giocatori in campo, bisogna è lì che bisogna coltivare soprattutto l'intelligenza nella scelta della giocata. Intanto abbiamo rivisto il rigore inizialmente sbagliato dalla Padula, dobbiamo dare anche i complimenti alle ali, anche se la palla gli è arrivata praticamente addosso, cioè non c'è stato un tuffo così esagerato, un'intuizione della direzione del pallone, era semplicemente un rigore non troppo perfetto, diciamo così, Claudio. È vero, è stato poi fortunato che la palla è rimasta lì. E continuiamo a parlare di Mancosu a livello anche di tiri, perché poi sia sulle punizioni che sui rigori abbiamo uno specialista, e quello è la cosa che sconcerta abbastanza. Se non sbaglio, l'anno che ha fatto in Serie A con Lecce aveva forse il 99% delle realizzazioni su rigore, cioè se non sbaglio aveva sbagliato. Controlliamo subito. Un rigore su. Sì, ma poi ci ricordiamo soprattutto a livello di calci piazzati la sua pericolosità e la sua importanza, e quanto questo giocatore può essere letale e utile alla causa del Cagliari, come oggi, perché dopo il rigore guadagnato Marco Mancosu si mette in proprio, arriva un pallone e lo mette dentro, 2-1 del Cagliari, che quindi si riporta in avanti grazie a quello che possiamo definire moralmente il suo capitano,
strano, soprattutto in questo ultimo periodo, perché il giocatore che da quando è tornato è riuscito a dare quella carica in più al Cagliari che serve parecchio nel confuto di partite difficili come può essere questa contro l'Ascoli. È incredibile, la Padula ha fatto una volta quello di cui abbiamo appena parlato, ovvero il pivot, quello che si chiama pivot nel calcetto o nel basket, e Mancoso ha segnato. Mancoso è arrivato con la faccia alla porta, tiro di mezzo esterno, collo non lo so neanche io, tiro a giro, secondo palo e gol. 2-1 del Cagliari. Non era così difficile alla fine. No, è più semplice di quello che si pensi. Gli ha dato palla, gli ha restituito e Di Piatto non l'ha messo sul secondo palo. Sono 3 tocchi, Tre tocchi. Se teneva la Padula anche in questo caso c'era da farci. C'era il muro. Certo, perché poi Mancoso arriva in zona centrale, arriva con un passaggio leggero proprio con l'intenzione di farsi. Certo. Sto dando perché la rivoglio. Sì, perché quella palla non la puoi controllare in modo effettivamente efficace, quindi puoi solo ridarla. L'ha messo in condizione di non poter scegliere, è andata così. In 5 minuti il Cagliari ribalta il momentaneo svantaggio che era maturato nel corso del primo tempo nel match casalingo contro l'Ascoli, grazie al rigore trasformato in seconda istanza alla Padula e procurato da Marco Mancosu. Lo stesso Mancosu è andato a segnare il gol del momentaneo 2-1. Andiamo a farci raccontare la partita direttamente dalla voce di Vittorio Sanna. Il Cagliari si chiama Marco Mancosu stasera perché è stato lui a capovolgere la situazione. In settimana è capitato che abbia chiamato un amico comune, chiamiamolo così, di Marco per chiedere se stava male, per quale motivo veniva sostituito alla fine di ogni primo tempo, e guardate un po' se sta male nel secondo tempo. Ha inventato lui l'azione, è stato lui il calcio, ha preso la palla, ha guardato la Padula, gli ha dato la palla per farsela vendere, ora attacca il pallone dentro per la Padula, non riesce a ribattere ancora una volta, è lui che cerca di ispirare con un uncino che intendeva seguire la Padula in verticale, pallone che non è arrivato a destinazione. Peraltro con l'Ascoli Mancosu rivede il suo esordio, un esordio nel campo marchigiano che lo portò giovanissimo, stiamo parlando veramente di tanto tempo fa, quando era un ragazzino, addirittura a segnare il gol sul campo dell'Ascoli, e quindi questi colori bianconeri probabilmente gli ricordano quell'inizio al Cagliari, tutta la fatica che ha fatto per coronare il sogno. Lo dico a vantaggio di tutti quei ragazzi che magari non sono riusciti immediatamente a continuare nel Cagliari. Mancoso non si è perso d'animo, ha continuato in C, ha continuato col Benevento, è tornato in Serie A e ora è tornato a Cagliari con la maglia numero 5. Ricordate, la maglia numero 5, il cross di Zappa, il colpo di testa, la palla all'interno dell'area che viene raggiunta ancora da un giocatore dell'Ascoli, va ad attaccarlo Prele, che non c'è fallo, Nandez subentra, l'arbitro perdona in questo caso l'Ascoli perché il fallo di Prele, che non c'era assolutamente, si è lasciato andare il giocatore dell'Ascoli e l'arbitro gli ha regalato il calcio di punizione. Calcio di punizione all'esterno dell'area quando siamo al 20° minuto del secondo tempo. Mancosu ha capovolto la partita, il Cagliari vince ora per 2-1. Avanza portando palla a Simic, il passaggio centrale nella zona in cui agisce Bucher che cerca un passaggio, non lo trova, la linea di passaggio è occupata da Macumbu, il tocco all'indietro di Lapadula, il passaggio all'indietro di Lella, il pallone per Azzi che va addirittura su Radunovic, troppo presto per fare questo tipo di gioco, bisogna attaccare, bisogna fare le 5, non basta vincere 2-1, anche vincere con un risultato rotondo è un modo per caricarsi, è un modo per motivarsi, è un modo per non stare sempre lì al lumicino, è un modo per sentire di essere forti, e da questo punto di vista lo spirito deve essere uno spirito guerriero sempre. Io non sono di quelli che dice che devi fermarti, che devi gestire. Tu quando devi giocare devi cercare sempre quella che è l'anima della partita, cioè il gol. Attenzione a Dossena che rilancia il pallone nella metà campo ancora dell'Ascoli, Prelec che va a cercarlo nel duello con Simic che protegge, ancora Simic riesce ad aggirare Prelec e dà poi lateralmente per il rilancio sul lungolinea, un tocco centrale ma il Cagliari recupera ancora, il pallone è servito centralmente per Lella, all'indietro per Goldaniga, il pressing di Caligara che non serve a recuperare il pallone, passaggio verso Radunovic che ha già reso per il lancio avanti del Cagliari a cercare la Padula, forse spinta alle spalle, non la pensa così l'arbitro, subentra nell'azione Lella, per l'arbitro c'è fallo e quindi calcio di punizione per l'Ascoli, fallo di mano secondo il direttore di gara da parte di Lella che si è spinto effettivamente con il gomito la palla avanti prima di scontrarsi con Bucher.
66 minuti di gioco nel corso della partita. Cagliari 2, Ascoli 1, lì nello studio. E quindi un Cagliari che sta provando a trovare la terza rete dopo il doppio colpo inferto ai marchigiani, oggi ospiti all'Unipol Domus. È un Cagliari completamente diverso e effettivamente poi è successo quello che dicevi tu, Claudio, ovvero l'episodio che ti cambia la partita. Assolutamente, basta poco per riportare il morale di una squadra, di una buona squadra come il Cagliari alto. In tutto questo ci sta mettendo del suo anche Azzi, perché è entrato benissimo in campo e con le sue discese, con le sue palle messe al centro sta creando grossi problemi alla retroguardia dell'Ascoli. Sì, bisogna sfruttare anche le spinte dell'esterno di sinistra, che più di una volta ha fatto notare delle ottime caratteristiche, soprattutto quando c'è da offendere, come abbiamo già detto in varie occasioni, e soprattutto dotato di un destro abbastanza elegante per il ruolo ricoperto, perché poi effettivamente non sono tanti gli esterni che riescono a usare il loro piede in modo così fine. Intanto nella marasma del secondo tempo ci siamo persi i gol degli altri campi. È passato in vantaggio in Spagna il Cadice sul Getafe, 1-0 della squadra di casa, la rete al 39esimo di Sobrino, mentre adesso siamo nel tempo di tra primo e secondo tempo, quindi all'intervallo. Vediamo ancora come il Cagliari cerca di impostare. C'è stata un'azione pericolosa qualche momento fa, Claudio. Sì, un'azione pericolosa da parte del Cagliari con l'avanzata poi sulla sinistra si è cercato. Sulla sinistra è sempre Diazzi. Sì. Sempre Diazzi insieme a Mancosu. Che però ha dato forse un po' troppo corta la palla per Lella, che si è inserito bene, perché Marco sta veramente facendo questi strappi da centrocampo alla tre quarti avversaria che non riescono a prenderlo. Evidentemente si stanno muovendo molto bene anche gli altri compagni. Sì, prestazione di Lella che piano piano sta crescendo sempre più dopo un avvio sicuramente un po' col freno a mano tirato. È uno dei giocatori che può riempire l'aria, perché poi l'abbiamo visto essere dotato anche di una certa freddezza. Nel gol segnato in questo campionato è stato davvero un cecchino quando gli si è presentata l'occasione, e non sono tante le occasioni che gli si presentano, quindi può essere sicuramente un'arma importante per un Cagliari che sta andando a cercare questo terzo gol. Sarebbe fondamentale per il resto della partita, Claudio. Sì, un bel atteggiamento da parte del Cagliari, che dopo il gol non si è fermato, ma anzi ha acquisito ancora più fiducia e stiamo andando forte, da ogni punto di vista. Siamo molto più aggressivi rispetto al primo tempo, riusciamo ad accorciare meglio sui loro centrocampisti. Il loro play non ha più vita facile, non riesce più a prendere palla e smistarla tranquillamente, perché c'è subito la pressione da parte dei nostri due centrocampisti. Niente, cioè è proprio come se Mancosu avesse preso in mano la squadra e i compagni l'avessero capito, perché adesso le palle stanno andando tutte a lui. Poco fa ha messo una palla di prima bellissima per la Padula, era di spalle. Quelle palle alla Totti, quando avevano le palle di spalle te le metteva sopra la difesa avversaria, ma è stato bravo il difensore centrale a spizzarla di testa. Assolutamente sì. Intanto cerca di venirne a capo l'Ascoli in questo secondo tempo. Nuovi cambi, è uscito forte per l'ingresso di Dionisi ed è uscito proprio Buchel. Adesso recuperiamo chi è entrato, perché non l'ho segnato sul momento, ma comunque proprio il regista di cui parlavi, che era in difficoltà nell'ultimo periodo, è stata la scelta da parte dell'allenatore ospite per essere sostituito, perché effettivamente poi con l'ingresso di centrocampisti più di ruolo, diciamo così, si è potuto pressare in maniera più evidente e anche più costringente sull'organizzatore di gioco avversario, e quindi bloccare le offensive sul nascere. Noi ci prendiamo un attimissimo di pausa e poi torniamo direttamente con la cronaca di Vittorio Santi. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com.
Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dalla Corte del Sole, questi a Suon di Gol, siete su Radio Super Sound per seguire la partita tra Cagliari e Ascoli. Purtroppo ho fatto un errore di calcolo, andremo a Vittoriosano tra pochissimo e matematica mi hanno lasciato non l'insufficienza, avevo la carenza in prima superiore, quindi la carenza in matematica avevo col 5,5, ci avevo tenuto particolarmente a lasciarmi la carenza. Intanto cambia risultato nel match di Serie A tra Spezia e Inter, perché incredibilmente a portarsi in vantaggio è la squadra di casa, ovvero lo Spezia, con la rete di Daniel Maldini, entrato nel corso dell'intervallo e subito a rete sull'assist di Inzola. Quindi 1-0 Spezia contro l'Inter, un risultato sicuramente inatteso. Cambia il risultato anche in Francia, perché Lille in casa con il Ligone va in vantaggio appena iniziato il secondo tempo, 46esimo. L'assist è di Bamba, il gol è di Jordan David, uno dei giocatori, uno degli attaccanti più in luce del campionato francese, nonché uno dei future boy di cui si parla. Lo conosci Jordan David? Sì. Ma non è sì, di che nazionalità è Jordan David? Francese. Ma non è francese, è canadese. Jordan David. Vergognati, cioè era proprio una nazionalità che non potevi sbagliare. Ci sono 2 giocatori canadesi. Cioè, quindi mi dispiace, ma sto giro sei stato sbugiardato. È un Cagliari che ci sta provando in questo secondo tempo, cerca di trovare la soluzione vincente che potrebbe portarlo sul risultato di 3-1. Ci ha provato la Padula qualche istante or sono, più di una volta. Sì, ci ha provato la Padula, che si sta appoggiando molto più spesso ai compagni e sta creando anche quello spazio, si sta allargando, quindi sta trovando anche modo di arrivare di più verso la portiera avversaria senza avere sempre il difensore attaccato. C'è stato un dettaglio, una statistica prima sui tiri, Andrea, non so se la vuoi ricordare. Se non sbaglio sono 15 tiri per il Cagliari, 6 in porta. Cioè pensate rispetto alla partita precedente quanto può essere cambiato il canovaccio di come la squadra rossoblu sta affrontando il match, perché oggi con un po' più di prime donne, un po' più di protagonismo si sta riuscendo ad arrivare al tiro con molta più frequenza, anche con interpreti che continuiamo a dire come si fa a definirli non efficaci, perché a centrocampo abbiamo davvero tante soluzioni. Ci ha provato anche tra l'altro qualche istante fa Macumbu con un bel tiro, ti ha ricordato un po' il polpo Paul. Ma sì, quello dei mondiali sì. che faceva indovinare il risultato o quello che giocava alla Juve? No, sembrava un po' Pogba quando giocava alla Juve. Ha fatto una bellissima azione solitaria fuori dall'aria, è andato al tiro, poi è uscito
di parecchio, però mi ha ricordato lui per la voglia che ci ha messo nel costruirsi la giocata. Anche per come ci è andato verso quella palla, oltre al movimento sempre rapido tra le gambe di Makumbu, che effettivamente fa della rapidità di scambio tra i suoi due piedi una delle sue armi più devastanti in quel centrocampo. È un Cagliari che non sta cercando di spingersi troppo veracemente in avanti, diciamo che adesso ragiona un po' di più, possiamo dire così, Claudio? Sì, sta comportando da squadra intelligente. Non è il momento di rischiare nulla. A me dispiace per il gol preso del Cagliari, soprattutto per gli interpreti, soprattutto per Dossena, che dopo aver subito che ha visto la palla in rete si è girato, come dire, nessuno mi ha chiamato, nessuno ha fatto quello, nessuno ha fatto quello, come se non se lo aspettasse. Sì. Quindi ha fatto bene Vittorio a rimarcare questa mancata comunicazione tra compagni. Sì, assolutamente, quasi rammaricato il difensore Cagliari, forse rammaricato effettivamente. 2-0 del Bochum sul campo del Colonia, ha segnato Masovic al 77esimo, e i momenti siamo più o meno là a livello di cronometro, e per questo andiamo dal nostro Vittorio Sanna. E siamo allo scoccare quasi del 33esimo minuto, calcio di punizione per il Cagliari in zona interna a destra per un fallo subito da Hernandez. Cagliari che tende a rallentare, ma secondo me deve cercare il gol della sicurezza, non si deve assolutamente fermare. Calcio di punizione in zona interna, come abbiamo detto, sul pallone si è portato Mancosu, pronto a crossare verso l'interno dell'area. Vi sono Prelec e la Padula, vediamo la rincorsa di Mancosu dalla zona interna di destra, crosserà con il destro, c'è anche Goldaniga tra i possibili colpitori di testa, e chiaramente alle loro spalle salterà anche Dossena, che si prende una rincorsa un po' più lunga. Parte Mancosu, il pallone dentro, viene anticipato in questo caso Goldaniga, ancora un colpo di testa da parte di Simic, palla che finisce in fallo laterale. E per il Cagliari la rimessa, quando siamo al 79esimo minuto, è andato a recuperarsi il pallone Lella, con la sorpresa che il pallone non c'era. La rimessa con le mani è da parte di Azzi, pallone per Lella che controlla, è attaccato alle spalle, il tacco per Azzi che punta l'avversario, va verso il fondo, finge di effettuare il cross, perde il pallone stavolta nel dribbling e tenta di ripartire l'Ascoli, ma Dossena insiste ancora, ribatte il pallone un po' troppo lungo, si perde direttamente sul fondo. Dossena che comunque è sempre molto attento a non far ripartire l'azione avversaria, mentre Ranieri va a richiamare l'attenzione dei suoi in questo momento, quando mancano 10 minuti alla fine del match. Imposta la squadra bianconera col pallone verso destra, in verticale il passaggio sull'ungolina, c'è il recupero di Makumbu, da quest'altra parte c'era Nandez, il pallone invece va all'indietro, ora per Nandez che tocca a sua volta all'indietro in direzione di Zappa pronto al lancio, lo effettua cercando Mancosu, di prima il pallone per la Padula che cerca un triangolo largo, arriva Prelec col tacco, il pallone rimane lì e l'Ascoli può rinviare, non è riuscito l'assist con il tacco di Prelec che va a lottare, recupera ancora il pallone, Prelec tocca male la palla per Mancosu, la tocca con l'interno invece di servirgliela con il piatto sinistro, il pallone si è perso verso la linea di fondo, ma applausi da parte di Mancosu a Prelec che ha bisogno di entrare in questo Cagliari, non c'è ancora entrato, quest'oggi ha più minuti da giocare e sembra che pian piano stia entrando nella logica della squadra. Ancora Mancosu che riceve il pallone per Nandez che prolunga di testa, bella la giravolta, Nandez che tenta di andare al cross, palla deviata in calcio d'angolo, angolo per il Cagliari, mentre Simic va a scollettare praticamente Giovane rimproverandogli qualcosa. Il Cagliari andrà a battere il calcio d'angolo al minuto numero 81, sempre Mancosu dalla bandierina, Lella all'interno dell'area, arriva anche Dossena, c'è chiaramente la Padula, eccolo Mancosu che posiziona il pallone, ce n'è un altro in mezzo al campo che deve essere allontanato, quindi si perde un po' di tempo con lo stesso Mancosu che va a spingerlo fuori per poi ritornare all'altezza della bandierina e andare a cercare il trenino che il Cagliari ha composto all'interno dell'area. Parte il cross di Mancosu, ancora il colpo di testa, mentre c'era anche stavolta uno sforbiciatore, non era però in questo caso la Padula Mallella, pallone che l'Ascoli tenta di portare avanti in contropiede in stile Rebila, trattenuta di Goldaniga che gli varrà il cartellino giallo per Goldaniga. E quando siamo al 37esimo minuto
Cagliari 2, Ascoli 1, bisogna fare un altro gol lì nello studio. Sì, è un Cagliari che deve cercare la terza rete in questo finale. Dobbiamo dire nota positiva di Prelec, Claudio. Fino a questo momento, fino al collegamento di Vittorio, non mi ricordavo neanche fosse entrato in campo. Invece sembra finalmente stia riuscendo a incastrarsi nei meccanismi cagliaritani. Sì, sta facendo negli ultimi minuti sta facendo molto meglio, dato dal fatto anche che tutti i giocatori del Cagliari stanno avendo un atteggiamento molto propositivo anche nei suoi confronti. È un ragazzo giovane, un ragazzo che si deve ambientare, bisogna dargli tempo. E ciò che abbiamo detto, praticamente ce l'ha scritto anche Riccardo da Bologna, che ci dice: buonasera ragazzi, Azzi è una bella freccia, i giocatori del secondo tempo lottano su ogni pallone, ci piace così, ci vorrebbe un gol di Prelec. Speriamo davvero possa arrivare anche lo sblocco, lo stesso fenomeno di cui parlavamo prima, cioè quando un giocatore offensivo non riesce a trovare la via del gol, ha bisogno di quella fiducia, ha bisogno di sentirsi importante, ha bisogno di andare a segno, e lo speriamo anche per il giovane attaccante del Cagliari, che può essere una risorsa fondamentale, soprattutto in un periodo così costernato di tante difficoltà, ma soprattutto tanti infortuni. Sì, anche lui, come gli altri attaccanti, l'abbiamo detto più volte, anche inizio anno per la Padula, per Pavoletti, anche lui ha bisogno di trovare la via del gol. Per un attaccante quello è fondamentale, ti cambia completamente una stagione. Sembra assurdo, cioè mettere la palla in rete per una volta ti può cambiare l'andamento di un'intera stagione. Assolutamente sì, e speriamo sia questo il caso anche per Prelec. Si deve far riperdonare un po' l'errore di qualche settimana fa, che non penso sia rimasto inosservato, almeno dai commenti su Facebook è abbastanza citato quel colpo di testa. Te lo ricordi? Forse non c'eri, forse sei un pacchista che non c'eri. Ah, eri un pacchista. Ma me lo ricordo. Immagina l'anima tagliata dall'errore di Prelec, assolutamente. È un Cagliari arrembante che ci prova in tutti i modi in questo secondo tempo, tenta di raggiungere il gol e lo fa, perché ci arriva il 3-1. Arriva in un po' qualche tempo fa, anzi possiamo dire è arrivato, perché ormai è passato un po', ed è la Padula a trovare la via della rete, doppietta per il giocatore peruviano, e quindi Cagliari che si porta sul 3-1, e l'assist, se non sbaglio, è proprio di Azzi, che con il sinistro, non il suo piede, mette al centro una palla che la Padula oggettivamente deve solamente spingere in rete con la testa. Azzi che freccia, incredibile, ha messo una palla. Scusate, il 5 era un riflesso incondizionato. No, ha messo una palla bellissima di sinistra, una palla forte tagliata sulla testa spalla di la Padula, perché la testa spalla gol questo. Oh no, sto sbagliando, però la palla ad Azzi gliel'ha data lo stesso la Padula, è andato a saltare di testa, gli ha appoggiato la palla sulla sinistra e poi ha attaccato forte verso il centro, quindi non si è fatto marcare, e in mezzo all'area avevamo 1, 2, 3, 4 giocatori. Questo è l'azione da fenomeno che noi ci aspettiamo, da fenomeno, sì, dalla Padula che ci aspettiamo, cioè un giocatore che va a lottare sul pallone, lo spizza il tanto giusto per servire il suo compagno sulla fascia, e poi va subito forte a attaccare il centro dell'area, perché lui è l'attaccante. Lì quanti uomini c'erano al centro adesso? 4 e abbiamo segnato di testa, chissà per quale strano caso del destino, ed era solo lui, sì. Quindi è normale che se hai più giocatori in aria vengono marcati, tu parti fuori area, se Azzi ti mette una palla del genere la devi solo spingere in porta. Bellissimo gol del Cagliari. Sì, intanto vediamo che c'è un po' di attenzione, bisogna vedere un po' quali saranno le scelte della panchina. Sembrerebbe pronto a entrare De Iola, ma vi informeremo su un suo eventuale ingresso tra pochissimo. Bisogna capire chi sarà l'interprete che dovrà lasciargli il posto. Macumbu lascia il posto a De Iola. Inizialmente sembrava dovesse essere Hernandez, ma in un secondo momento viene scelto l'ex Maribor per tornare in panchina. Viene fatto riposare lui, che obiettivamente è uno di quelli che difficilmente viene sostituito, quindi magari anche un po' per rifiatare, giusto? Sì, anche perché come al solito anche oggi ha corso tantissimo, si è sacrificato in fase difensiva, si è spinto in fase offensiva, ha giocato la maggior parte dei palloni in verticale, quindi c'è stata una domanda prima, che al Cagliari manca un play.
Non vedo un regista, non vedo il problema del Cagliari nel regista, perché oggi non abbiamo giocato con un regista, non abbiamo neanche giocato con un play basso, e nonostante quello abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo tirato tante volte in porta, ma con robe molto semplici, con dei passaggi veloci, con delle sponde, con la Padula che per un paio di volte si è comportato dalla Padula e si è visto il risultato. Si sta comportando in quest'ultimo periodo, perché secondo me ha pagato, ha mangiato, lui si è saziato, i suoi 2 gol li ha fatti, infatti anche adesso poteva effettivamente andare più al tiro che trovare il compagno dietro, invece ha cercato una deviazione di un suo compagno centrocampista, senza fortuna purtroppo per il peruviano, e quindi Ascoli che continua a stare su questo risultato. Ma devo dire, quando il Cagliari scende in quest'ultima parte di gara, la stanchezza nell'organizzazione difensiva dei marchigiani si vede tutta ed è lampante. L'Ascoli è completamente scomparso dal campo di gioco nel secondo tempo. Sì, 4 tiri, 2 in porta nel primo, sono rimasti gli stessi. Non ha superato, se non per qualche sporadico momento, la metà campo. Il Cagliari l'ha veramente aggredito alto, sono entrati con uno spirito diverso e l'Ascoli è sparito. Si sceglie anche in modo intelligente per quanto riguarda i cambi. Mister Ranieri vuole scongiurare anche una eventualità che purtroppo abbiamo subito più di una volta in questo campionato. Esce l'ammonito Goldaniga per far posto ad Altare, che quindi andrà a occuparsi in questi ultimi minuti del match. Speriamo sia una tranquilla passeggiata verso una vittoria che è importante. Prima parlavamo di tanti gol e arriva anche il quarto gol del Cagliari, con Gabriele Zappa che finalmente raccoglie i frutti di tantissimo impegno e ruba un pallone difensivo. Ascoli completamente fuori dal campo, lo ruba a centimetri dalla porta, col destro se la sposta sull'altro piede, non è il suo, ma da quella posizione anche se cadeva la poteva mettere. Quindi gran gol di Gabriele Zappa, che dobbiamo dire se l'è costruito, perché ha dato impressione dopo 80 e passa minuti di partita. Ha rubato un pallone fondamentale su un retropassaggio scellerato della retroguardia marchigiana e va a segnare col sinistro il gol del 4-1, che a questo punto avvicina di tantissimo il Cagliari a quella vittoria che mancava, quella vittoria che può far recuperare il morale, soprattutto anche visto l'autodistacco che si è creato tra le due squadre nel corso del secondo tempo. Se ti ricordi, alla fine della prima metà eravamo in svantaggio. Sì, è quella la cosa bella di questa partita, che il Cagliari è entrato il secondo tempo completamente un'altra squadra. Sì, sotto tutti i punti di vista. Anche adesso all'88esimo Zappa è andato in pressione su 3 giocatori che volevano uscire dalla loro area con i passaggi, ma lui è stato molto bravo a pressarli tutti, a rubare palle e a fare gol. Quindi complimenti a tutta la squadra del Cagliari, complimenti a Zappa che sta facendo una buonissima partita, soprattutto un buonissimo secondo tempo. È una buonissima stagione, dobbiamo dirlo, perché sta crescendo davvero tanto l'ex Pescara. Speriamo possa completarsi in questa stagione cagliaritana. Noi intanto ci spostiamo, andiamo a farci raccontare questo finale dalla voce di Vittorio Assanna. Io ho detto 5-1, bisogna fargli le 5 all'Ascoli. A un certo punto ho detto, siamo arrivati a 4, ne manca ancora uno. 4 minuti di recupero, il Cagliari conduce al 4-1. Devo dare atto alla Padula di essersi letteralmente costruito il gol. Praticamente ha chiesto a Goldaniga di aspettare, si è allargato da quell'altra parte e poi è andato a colpire di testa allargando. Il pallone è andato su Azzi e si è fatto trovare dentro l'area l'appuntamento per il gol. Veramente un gran gol quello di Lapadula, ne abbiamo sempre parlato di Lapadula per quello che sa fare, in questo caso in collaborazione con Goldaniga e Azzi ha realizzato un gol che si era già immaginato, perché ripeto, ha costruito totalmente lui lo schema d'azione. Ora l'Ascoli che soffre in questo finale, 4 minuti di recupero, servono i gol, serve vincere Rotondo, perché così ti convinci anche della tua forza, finisci per avere l'entusiasmo, la gioia, quello che serve per poter poi uscire da questa situazione. Attenzione all'Ascoli però, perché bisogna anche evitare di prenderli i gol per poter essere felici e per poter essere convinti dei propri mezzi. E il Cagliari in questo caso protegge bene la difesa sul lancio verso Dionisi, praticamente nessuno arriva,
devo dire che il colpo di testa di Lapadula è un colpo di spalla. Praticamente ha colpito il pallone di testa che gli è battuto sulla spalla e ha cambiato direzione andando dall'altra parte. Ma sappiamo che i giocatori figli di Inzaghi segnano così. Questo è un giocatore figlio di Inzaghi, di Pippo Inzaghi, che segnava con qualsiasi parte del corpo, andando con veemenza a cercare il pallone. Ancora Cagliari che recupera, De Iola a destra per Zappa, all'indietro nella direzione di Altare che va a cercare ancora un compagno, apertura di Lella verso destra per Zappa. Il Cagliari tiene il posto di palla, bisogna invece continuare sempre e comunque a cercare il gol. Il pallone a sinistra deve diventare un atteggiamento, una mentalità, non deve esserci altra idea, bisogna sempre e comunque cercare il gol, partendo lento ma comunque cercare il gol. Azzi nel settore di sinistra, la palla a cercare ancora una volta il movimento di Prelec, bene, il passaggio a sinistra per Azzi, la palla che finisce in fallo laterale spedita da Donati, la rimessa con le mani è per il Cagliari, 92 minuti e 20, si sta già festeggiando in tribuna questo successo sull'Ascoli. Rotondo, finalmente Rotondo, Azzi tenta di entrare, non vi riesce, il pallone rimane sulla linea laterale, l'Ascoli lo gioca all'indietro con Leali che lo allontana cercando Dionisi, arriva a Quadus Fottizzi, Altare riesce a spostare l'avversario, ma è calcio di punizione che ha lo stesso Dionisi che pretende di battere, pallone nella zona di Mendes, da Mendes lateralmente a sinistra per il controllo del numero 14, si tratta di Marsula viene fermato, il Cagliari può ripartire, si rammarica Marsula, brutto scontro nel proseguo da parte di Nandez con Sidibe, rimane a terra Nandez, si lamenta del colpo subito, ma non mi pare nulla di grave. Ci avviamo alla conclusione di questo quarto minuto di recupero dei 4 che sono stati accordati con l'intervento di Bide che era tutt'altro che ortodosso, ma l'arbitro non ha ritenuto neanche di fischiare il calcio di punizione. Rimessa di Zappa, la palla servita da Lella in avanti per Lapadula, ribattuta dalla retroguardia dell'Ascoli, ancora il colpo di testa di Dionisi, poi Altare protegge il pallone, lo serve a sinistra per Azzi, 93-43, il tempo per un ultimo attacco, la palla avanti per Lapadula che forzano in fuorigioco, non forte ma sicuramente in fuorigioco, perché l'arbitro fischia e assegna il calcio di punizione in favore della squadra bianconera, ma ormai siamo agli sgoccioli, l'arbitro fischia la fine della partita, il Cagliari batte l'Ascoli per 4-1 dopo essere stato sotto, dopo aver inseguito il secondo tempo, e ci sono 2 grandi protagonisti in questa partita. Il primo è Marco Mancosu che ha preso per mano la squadra e ha capovolto la situazione, procurandosi prima il calcio di rigore e poi realizzando un grandissimo gol chiedendo la collaborazione alla Padula, e l'altro è proprio la Padula che, malgrado una partita anonima, egoista come sempre, fino al gol sul rigore che peraltro ha sbagliato e ha realizzato ribadendo il pallone in rete, fino a quel gol era praticamente fuori dalla partita. Con l'ingresso di Prelec c'era stata più occupazione del campo e il Cagliari, che ha occupato più l'area, è riuscito a fare più gol, a fare più azioni, a vincere Rotondo contro l'Ascoli. Era quello che mancava, quello di dare un attacco diverso a questa squadra, e ci si è riusciti nella partita di oggi. Assolutamente sì, una vittoria cagliaritana che serviva come il pane. Vito, il commento più o meno ci siamo, adesso bisogna ripartire, bisogna continuare a sfruttare questa grande gioia, perché poi effettivamente è quello che mancava. Abbiamo visto i tanti sorrisi a fine partita dei calciatori, e soprattutto io ho notato un Ranieri che è andato via quasi come se ci fosse una cosa scontata, questa, come per dire sì, ma non è che posso esultare più di tanto, e questo è quello che mi aspetto ogni volta dalla squadra che mette in campo. Contrariato, per chi conosce Claudio Ranieri è così. Claudio Ranieri è l'allenatore che sorride di fronte alle sconfitte e che si arrabbia di fronte alle vittorie, e questo lo fa per portare coraggio alla squadra quando si perde e per tentare di evitare voli pindarici quando si vince. Festeggerà con i calciatori il match che si è appena concluso, è giusto che si festeggi, ma è altrettanto giusto che poi si metta il giusto appunto su quelle che sono le cose che anche oggi sono state sbagliate, perché qualcosa soprattutto nel primo tempo è stato sbagliato, anche se poi il Cagliari ha fatto quel passo in avanti che gli è stato richiesto. Una settimana che abbiamo martellato costantemente
già partendo dalla partita scorsa sul fatto che la Padula da solo non potesse fare attacco, che non bastava solamente lui, che era troppo vuota l'area di rigore quando il Cagliari attaccava, ed ecco che la risposta è arrivata a testimoniare che quella che era un appunto che era stato sottolineato marcatamente nel corso anche della nostra puntata scorsa, poi alla fine non era un appunto sbagliato. Grazie mille Vitto per essere stato con noi, ci lasciamo con i 17 tiri, 8 in porta del Cagliari, il cambiamento è repentino assolutamente dalla scorsa, e ci risentiamo sabato prossimo per la parità con la Regina. Ciao a tutti! E noi non ci resta che ringraziare anche il signor Claudio che è stato qua con noi a darci i suoi commenti e le sue curiosità sulla partita. Ciao Claudio. Ciao Andrea e buona serata a tutti. E con un po' di dengoso, un po' con te, un po' sciappirino oggi, ma quando si vince sono così, signori, dovete abituarvi al mio commento una volta tanto che siamo felici. Noi vi lasciamo con il nostro in, con la programmazione di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. S'alza il vento